Buongiorno e buon inizio settimana, rieccoci insieme in diretta anche oggi per analizzare insieme anche ai nostri ospiti tanti fatti del giorno, a partire dalle novità legate alla guerra in Ucraina. C'è sdegno, orrore da parte di tutto il mondo dopo la scoperta di cadaveri in strada, di fosse comuni venute alla luce dopo la ritirata dei russi da diverse città che erano state precedentemente conquistate. Pensiamo a Bucha, pensiamo ad Irpin, queste immagini stanno facendo il giro del mondo. C'è la ferma, dura condanna da parte dell'Occidente che promette, annuncia nuove sanzioni a partire, ed è quella che finora era stata messa da parte ma che si sta riproponendo, che potrebbe essere adottata anche da altri paesi dopo i primi che lo hanno già fatto, ed è quello del taglio delle forniture di gas dalla Russia. Questo cosa significherebbe? Significherebbe naturalmente ridurre i consumi di gas anche nelle nostre abitazioni, ma non solo. Allora inizierei proprio a presentarvi il sondaggio di oggi legato a questo tema. La domanda alla quale vi chiediamo di rispondere è: spegnere il gas per affamare Putin significa spegnere, appunto tagliare queste forniture, quindi inevitabilmente spegnere anche il gas a casa nostra per indebolire, fermare la macchina da guerra russa? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 16 26691, se la risposta è no, il numero è lo 0422 16 26690, la chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo e se sentite occupato non preoccupatevi, perché la vostra risposta verrà correttamente registrata. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring, in diretta a partire dalle 21:15 naturalmente su Antenna 3. Ma continuiamo a parlare di guerra in Ucraina, perché c'è una vicenda che sta impegnando anche la Farnesina, ed è quella di un cittadino italo-ucraino di Mogliano Veneto per l'esattezza, che si trova bloccato al confine, si trova a Leopoli, al confine dunque tra Ucraina e Polonia, bloccato perché ritenuto dai militari ucraini un combattente, quindi deve rimanere per combattere, altrimenti rischia l'arresto per diserzione. Siamo a Mogliano Veneto insieme al nostro Christian Arboit, al quale cedo subito la linea. Buongiorno a Christian e buongiorno al tuo ospite. Cristian, abbiamo un problema con l'audio però. C'è un problema con l'audio di Christian Arboit, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Chiedo alla regia di verificare un attimo. Io ho difficoltà a sentire, non so se sia un problema mio o se sia un problema del collegamento con Christian. Vediamo di ripristinare l'audio con Christian Arboit, che ci aggiorna su questa vicenda. Lo stavamo dicendo, di questo cittadino cinquantenne con italiano ma di origini ucraine. Era tornato nel suo paese per seppellire il padre morto. Si era poi unito alla ONG Mediterranea per rientrare in Italia, ma a Leopoli è stato bloccato. Mi senti, Christian? Mi senti adesso, Francesca? Perfetto, benissimo, vai Christian. Perfetto. Eccoci. Allora, mi trovo all'esterno dell'associazione Officina 31021, che è una onlus trevigiana che collabora con Mediterranea. L'onlus che sta facendo molto parlare in queste ore per il caso che anticipavi prima, quest'uomo, questo 56enne italo-ucraino con doppia cittadinanza, quindi cittadinanza ucraina e cittadinanza italiana, che è stato fermato nella zona di Leopoli. Mi sentite? Sì, vai Christian. Ecco, che è stato fermato a Leopoli in questa carovana della ONLUS Mediterranea. Di fatto si tratta di un uomo, appunto, te lo ripeto, di 58 anni, che risiede a Mogliano Veneto da circa 30 anni, sposato con 2 figli, fa la guida turistica a Venezia e si trovava in Ucraina per i funerali del padre. Era arrivato in Ucraina pochi giorni prima l'esplosione della guerra, quindi pochi giorni prima la data X, quella del 24 febbraio, quando la prima bomba è stata lanciata su Kiev, e da lì è iniziato l'orrore. E lì praticamente in Ucraina è rimasto, e ha chiesto ovviamente l'intervento della Mediterranea, dell'associazione
di cui faceva parte. Qui con me c'è Giacomo Nilandi, che conoscete tutti, è anche consigliere comunale del Partito Democratico a Mogliano Veneto, che fa parte di Mediterranea e fa parte dell'Officina. Qual è la situazione in questo momento, Nilandi? Allora, la situazione in questo momento è che fin da ieri, dalle prime ore, abbiamo attivato tutti quanti i canali diplomatici possibili e immaginabili, a partire dal nostro comune, e qua mi preme ringraziare anche il nostro sindaco Davide Bortolato, che fin da subito si è speso per mandare alla frontiera tutti quanti gli incartamenti che ci venivano richiesti. Subito dopo, quando abbiamo capito che non era un problema di incartamenti, ma era un problema politico tra i due ministeri, abbiamo mobilitato tutta quanta la macchina del Partito Democratico, che si è mossa fin da subito in massa dai livelli più bassi fino ai livelli più alti, grazie al nostro segretario regionale Martella, appunto per far sì che ci fosse un'opera di moral suasion diplomatica il più forte possibile nei confronti della Farnesina. Questo ha fatto sì che si mobilitasse il nostro capogruppo al Parlamento europeo, Brando Benifei, insieme alla nostra vice ministra Stefani, e ha portato alla convocazione di un'unità di crisi urgente della Farnesina per ieri alle 18. Ovviamente non eravamo più in tempo utile per riuscire a fare il tutto in tempo prima che si chiudesse il varco del coprifuoco, per cui il tutto è stato rinviato alla giornata odierna. Attualmente il nostro concittadino si trova nell'ambasciata italiana insieme all'ambasciatore e ai nostri volontari che sono rimasti lì in loco, tra cui il nostro concittadino capomissione Danny Castiglione, e siamo in attesa appunto che si sblocchi tutta questa vicenda che ha dell'incredibile. Assolutamente, un vero e proprio caso diplomatico, dicevamo, perché per l'appunto si tratta di un cittadino sia ucraino che italiano e residente poi a Mogliano. Diceva Nilandi, nella giornata di ieri lo stesso sindaco Davide Bortolato ha compilato proprio una dichiarazione dove dice che quest'uomo è residente a Mogliano e quant'altro, però una volta ricevuto questo documento le autorità ucraine non si sono dette soddisfatte e da lì è iniziato tutto l'iter con l'attivazione dell'unità di crisi presso la Farnesina. Ti posso anche dire, Francesca, che nelle scorse ore ho contattato la segreteria del sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova e vedremo nel pomeriggio se avremo una risposta anche noi. Di fatto è una mobilitazione che riguarda diversi livelli istituzionali in questo momento, a cominciare proprio dal comune di Mogliano Veneto. Ripeto, Nilandi è consigliere comunale del Partito Democratico, ma è sul pezzo e fra poco lo sentiremo anche il sindaco Davide Bortolato, che per l'appunto ha firmato questa dichiarazione. E le prossime ore saranno decisive per capire che cosa accadrà, se prevarrà, diciamo così, la linea ucraina, che ovviamente in Ucraina è scattata dal 24 di febbraio la legge marziale, quindi tutti i cittadini ucraini dai 18 ai 60 anni devono rimanere sul territorio e combattere. In queste settimane vi abbiamo raccontato anche diverse storie di ucraini che sono ritornati in patria per farlo, ma in questo caso non parliamo di un ucraino, ma parliamo di un cittadino prevalentemente italiano fondamentalmente. Quindi il caso c'è in tutta la sua complessità anche, diciamo così, giuridica. Sì, assolutamente sì. In realtà la questione è complessa soltanto per la burocrazia italiana e per quella ucraina, perché poi di fatto stiamo parlando di un padre, di un marito che qui insieme a lui ha, come diceva prima giustamente Christian, moglie e figli, per cui non stiamo parlando di un caso di profughi o altre cose, stiamo parlando appunto di un cittadino che non vuole far altro che tornare a casa. Questo è fondamentale. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti, Francesca, ci sentiremo nel corso di questa diretta. Ti posso solo dire che abbiamo tentato di contattare anche la moglie, ma non se la sente, diciamo, di commentare al momento quanto accaduto. È chiaro che c'è apprensione da parte della famiglia, da parte della comunità e da parte ovviamente di questa onlus moglianese che veramente in queste settimane si sta dando un grande affare per portare sollievo all'Ucraina. Quindi erano partiti di fatto 5 van pieni di carichi
pieni e carichi di aiuti umanitari, corregga se sbaglio Mirandi, e poi appunto questi van dovevano portare indietro dei profughi, 23 se non sbaglio, tra loro anche Vlodomir, quest'uomo di Mogliano, che per il momento, lo ripeto, è trattenuto a Leopoli. Per il momento ti restituirei la linea. Grazie a Christian Arboit, grazie al consigliere Nirandi, e c'è un aggiornamento. Arriverà prima di sera a Mestre il primo dei van con un gruppo di profughi ucraini della carovana Stop the War Now, che ieri erano stati bloccati appunto all'uscita dall'Ucraina. Un equipaggio con un automezzo invece è rimasto all'ambasciata di Leopoli per seguire la vicenda di questo cittadino moglianese ma origine ucraino bloccato e rischia l'arresto per diserzione. Questo problema che sta appunto mobilitando anche la Farnesina. Se avremo ulteriori novità ve le daremo nel corso di questa diretta e poi naturalmente nei telegiornali serali di Antenna 3. Adesso veniamo a quelle che sono le ripercussioni dal punto di vista economico della guerra in Ucraina sul nostro territorio, sui settori più importanti della nostra economia. Ci concentriamo in particolar modo in questo momento sull'agricoltura. Vado a salutare il presidente di Confagricoltura Treviso, Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi. Buongiorno, ben ritrovato Presidente. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora Presidente, prima di concentrarci su quelle che sono le ripercussioni, apro una parentesi legata alla situazione meteorologica. È uno dei fattori che l'uomo ancora, per fortuna o purtroppo, non può controllare, ed è quello appunto del meteo. Abbiamo sofferto, c'è stata una fortissima siccità, oltre 100 giorni senza precipitazioni. Le precipitazioni sono arrivate, come si temeva, anche violente in certi settori. Qual è la situazione? La pioggia ha risolto il problema siccità e dall'altra ha causato dei danni però? Ma la pioggia ha risolto momentaneamente un problema di siccità che in questa fase poteva essere necessaria specialmente per le semine, in particolare in prospettiva per le semine, per esempio del mais, ma anche di altri prodotti orticoli, che insomma è importante che cominci a essere preparato il terreno. Non ha risolto il problema in senso lato, perché la grande siccità di questi mesi ha determinato una riduzione di tutta i nostri laghi, che poi sono quelli che forniscono l'acqua durante l'estate, e quindi questo è sicuramente un tema che non si è risolto con questa pioggia e che, va bene, speriamo che venga nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. D'altronde la variabile tempo è una variabile con cui l'agricoltura si è sempre confrontata e sempre si dovrà confrontare. Il tema è che bisognerebbe cercare di mettere a punto, cioè creare effettivamente queste grosse infrastrutture che ci servono per far sì che poi il problema della siccità non sia un'emergenza tutti gli anni, no? Abbiamo sempre definito questo PNRR, con queste risorse che arrivano, come una soluzione importantissima per cercare di costruire poi questi invasi, di creare le condizioni affinché poi queste emergenze non ci siano tutti gli anni. Detto questo, è anche vero che quando poi arriva la pioggia noi siamo soddisfatti, perché sennò ci lamentiamo sempre come agricoltura, però poi arriva e magari è anche accompagnata dalla grandine e in alcuni casi ha fatto dei danni. Per fortuna gran parte delle nostre culture è ancora nella fase iniziale, che ancora non è partita, ma per alcuni settori come quelli dei frutteti si può aver fatto dei danni laddove è caduta, perché effettivamente avevano cominciato adesso con le fioriture e qualche problema ci sarà senz'altro. Per fortuna è macchia di leopardo, per cui potrà essere contenuto. Ecco, e questo colpo di coda dell'inverno, le previsioni dicono che a metà settimana dovrebbero arrivare finalmente temperature consone con la stagione primaverile, però insomma le temperature si sono abbassate. Questo rischia di compromettere la fioritura proprio degli alberi da frutto, ad esempio? Sì, questo è un tema, il cambio del clima, insomma, che ormai ci coinvolge da molti anni. Queste gelate, che per dire la verità ci sono sempre state anche in passato, però in queste fasi, in questi momenti in cui c'è stato un momento di aumento delle temperature, poi c'è stato di nuovo l'abbassamento, può provocare effettivamente dei danni. Ma su questo noi non ci possiamo fare molto poco, diciamo, bisognerebbe essere strutturati per avere maggiori forze da mettere in campo per cercare di contrastare un po' queste gelate, ma diciamo
che gli agricoltori in questo senso si possono tutelare solo assicurandosi laddove è possibile, perché di fronte a queste calamità naturali, a queste variazioni delle temperature così repentine, c'è poco da fare, ci dobbiamo tutelare con le assicurazioni, che sono un costo per noi e poi può diventare anche un costo per il consumatore, perché ovviamente avendo meno prodotti a disposizione poi si ripercuote anche in un certo aumento dei prezzi. Io ricordo come il tema delle assicurazioni si sia riproposto puntualmente ogni anno, quando, soprattutto in estate, perché poi i grandi temporali, quelli che causano gravi danni con le grandinate, sono soprattutto nel periodo estivo, e ricordo che ogni volta quando si facevano dei servizi con la cronaca di quelli che erano poi i danni, si proponeva proprio il tema delle assicurazioni ed emergevano dati molto bassi sul numero di agricoltori che erano proprio assicurati di fronte a queste calamità a cui dovremo sempre più abituarci, perché insomma i cambiamenti climatici ce lo stanno dimostrando in tutta la loro gravità. È cambiato nel corso degli anni? C'è stato un maggiore avvicinamento a queste polizze assicurative, oppure per i motivi che lei ci stava indicando si fa ancora fatica a convincere gli agricoltori ad avvicinarsi alle assicurazioni? Ma sa, l'assicurazione sicuramente ci mette a riparo da queste calamità, ma è anche un costo ingente tutto sommato, perché i premi assicurativi sono importanti. Poi spesso non si riesce a aprire la campagna assicurativa, magari noi qua in Veneto in qualche modo l'abbiamo fatto, però spesso magari si aprono troppo tardi le campagne assicurative, ci sono tutta una serie di giorni dal momento della sottoscrizione per cui bisogna aspettare perché siano valide, e ci sono tutta una serie di considerazioni. Il tema è questo, che quando c'è poco valore aggiunto in agricoltura, anche questo tipo di costi sono importanti perché incidono sul reddito dell'agricoltore. Allora, dove abbiamo dei prodotti agricoli con alto valore aggiunto, allora questo diventa un sistema quasi rodato e valido per tutti. Laddove i margini sono molto bassi, è certo che l'agricoltore ci pensa due volte, vi dice va bene, un anno posso ancora in questi problemi, ma magari l'anno successivo meno. Almeno questa era la prassi, la consuetudine che avveniva negli anni passati. Poi con i cambiamenti climatici, dove vediamo che si ripete con eccessiva frequenza questi effetti negativi, allora molti di più si stanno avvicinando a cercare delle soluzioni che mettono a riparo il reddito dell'agricoltore. Però oggettivamente sono dei costi importanti a cui noi dobbiamo far fronte, ma credo che non se ne possa più fare a meno. Ormai, se vogliamo tutelare il nostro reddito medio aziendale, questa è un'operazione che dobbiamo fare ad ampio raggio. Più la facciamo, più probabilmente i costi saranno più contenuti. Veniamo adesso alle conseguenze legate direttamente alla guerra in Ucraina, Presidente. Volevo concentrarmi un attimo sul settore degli allevamenti, in particolare il settore caseario, che probabilmente è quello che sta soffrendo di più per la mancanza di quelle materie prime, ormai le abbiamo chiamate materie prime, ma di tutti quegli elementi che sono fondamentali negli allevamenti. E c'è stato un allarme proprio lanciato sabato da Piazza Borsa a Treviso, dove è stata inaugurata una manifestazione. Il rischio è quello che vengano danneggiati, che venga a mancare la competitività delle nostre aziende, ma che spariscano, che vengano meno, che siano a rischio i prodotti d'eccellenza del nostro territorio, che fanno conosciuti in tutto il mondo. Pensiamo ai formaggi tipici del nostro territorio, proprio legati alle stalle che potrebbero chiudere, dovrebbero trovarsi costrette. È un allarme lanciato già nelle settimane scorse ad abbattere alcuni capi perché non si riesce a dar loro da mangiare. Sì, non c'è dubbio che qui siamo di fronte a quasi una tempesta perfetta, nel senso che l'aumento dei prezzi generalizzato di tutti, dei costi energetici, costi dei mangimi, costi dei fitofarmaci, costi dei concimi, cioè tutta una serie di materiali che per noi sono fondamentali, che sono aumentati in maniera non assurda per molti aspetti. Già prima dell'inverno avevamo assistito ad alcuni aumenti, ma poi con lo scatenarsi oltretutto della guerra gli aumenti si sono aumentati in maniera veramente incredibile, in maniera anche inaspettata. E in questo il settore allevatoriale, specificatamente quello del latte, sta subendo i danni maggiori, perché non riesce a recuperare poi sulla vendita del prodotto finale questo aumento enorme dei prezzi che ha avuto, con tutta una serie di problemi, specialmente per tutti i produttori che non sono
organizzate all'interno di cooperative che in qualche modo, proprio perché ben gestite, riescono a far fronte, seppure con difficoltà, a questa fase così critica, traguardando però un prossimo futuro in cui tutto si ricomponga. Viceversa, chi non è all'interno di queste situazioni, queste cooperative magari più performanti, si trova in enorme difficoltà, nel senso che sta producendo sotto costo. Allora, produrre sotto costo per periodi più o meno lunghi può provocare una serie di problemi infiniti e anche gravi. Poi sappiamo che partiamo da un settore che era già un po' al limite, molto con pochissimo margine già nei mesi passati, quindi questo protrarsi del tema sta effettivamente, lo sto vedendo con alcuni colleghi che hanno stalle, che stanno veramente ipotizzando, e non solo ipotizzando, stanno riducendo la propria produzione, che significa ridurre gli animali in stalla, e quando cominci a percorrere questo iter non torni più indietro, è molto difficile. Cominci a dismettere il tuo settore di produzione e tornare indietro sarà un grosso problema. Questo è il settore sicuramente più a rischio in questo momento, ma ci sono poi anche tutti gli altri che sicuramente non possono gioire, perché se è anche vero che per alcuni settori, per esempio come i semini attivi, il mais ha visto aumentare il proprio prezzo, poi questo aumento così vertiginoso del tema provoca a cascata tutta una serie di problemi con i clienti finali, quindi questi aumenti non sono mai positivi. Vogliamo vedere crescere il nostro settore in maniera armonica e non con questi sbalzi in su e in giù che poi sono deleteri per tutta la filiera. Presidente, di quanti capi parliamo più o meno, facendo una stima, e quante potrebbero essere le stalle a rischio? Ma guardi, questo è un tema un po' difficile, perché poi ogni stalla ha le sue caratteristiche, e poi, come le dicevo, il fatto di appartenere o meno ad alcune cooperative più efficaci nel loro sistema di commercializzazione del prodotto determina poi tutta una serie di risultati aziendali. È chiaro che però noi vediamo che tutti i privati, specialmente quelli più piccoli, sono in grossa difficoltà, e quindi ipotizzare che ci possa essere una riduzione dal 10 al 20% della nostra capacità produttiva, proprio adesso che eravamo diventati tutto sommato autosufficienti in Italia per quanto riguarda il latte, può essere un problema enorme, che poi a cascata si trasferisce su tutta la filiera, sul sistema di commercializzazione, a vantaggio poi di produzioni estere che francamente possono essere sicuramente di elevata qualità, ma certamente noi non siamo da meno, e perdere noi questo vantaggio è veramente un peccato. L'abbiamo visto su altre filiere, e perderlo sul nostro settore lattiero-caseario sarebbe veramente tragico, specialmente per il nostro territorio che produce delle eccellenze in questo senso. È un tema che abbiamo già toccato per altri settori della nostra economia, è quella della non indipendenza dell'Italia, cioè il bisogno di dipendere. Ce ne stiamo rendendo conto adesso con un conflitto nel cuore dell'Europa, ci abbiamo scoperto, gli addetti ai lavori già lo sapevano, noi cittadini lo stiamo scoprendo, di quanto l'Ucraina fosse un paese fondamentale per tantissime materie prime, a partire proprio Ucraina come granaio d'Europa. È possibile che adesso si cerchi di recuperare il terreno perso e di diventare indipendenti da questo punto di vista, e quindi di dedicare terreni agricoli a queste produzioni che mancavano e che appunto per le quali ci rifornivamo dall'Ucraina? E che tempistiche ci possono essere per far questo, sempre che sia fattibile? Lo chiedo io, che non sono assolutamente un'addetta ai lavori. Ma guardi, questa tragedia della guerra in Ucraina quantomeno ha riposto un po' al centro il tema della produzione agricola, anche italiana, no? Perché noi ci rendiamo conto come una guerra, seppure in Europa, distante da noi ma non troppo, possa mettere subito in crisi anche il nostro settore, anche l'Italia stessa. Allora, il fatto di dire, guardate che dobbiamo cercare di riprogrammare un po' il nostro sistema, perché la politica agricola comunitaria ci sta portando distanti, perché sta dando prevalenza ad altre caratteristiche che possono essere sociali, ambientali. Noi diciamo, guardate, noi dobbiamo poter produrre bene nel rispetto ambientale, ma la produzione agricola deve essere il centro della nostra politica agricola comunitaria e nazionale.
Noi non possiamo pretendere di diventare, di avere tutta la produzione agricola e essere autosufficienti per quanto riguarda la produzione agricola in Italia, ma certamente aumentare la nostra produzione in modo tale da non entrare in crisi dopo un mese di guerra, ma poter essere autosufficienti per un po' di mesi in modo tale da non avere poi gravi problemi all'interno, è fondamentale. Che significa rimettere un po' al centro la nostra agricoltura, sapere che dobbiamo produrre bene nel rispetto complessivo, sfruttando, e qui diventa veramente centrale, la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, perché noi abbiamo delle possibilità importanti anche nella genetica che abbiamo lasciato un po' da parte. Nel Covid, forse l'ho già detto, durante questa pandemia noi abbiamo detto alla scienza: dici come risolvere il nostro problema da un punto di vista sanitario. Ecco, dobbiamo sempre rivolgerci anche alla scienza in agricoltura per cercare di trovare tutte quelle soluzioni che ci permettono di produrre di più nel rispetto dell'ambiente, perché io sono convinto che la ricerca ci possa dare le risposte già oggi l'abbiamo a disposizione per poter utilizzare meno fitofarmaci e produrre di più. Dopodiché nella nostra Italia, che tanto è bella, non abbiamo molte altre superfici a disposizione, anche perché poi ogni anno si riducono. Quindi noi dobbiamo utilizzare la nostra terra per produrre meglio, di più, con meno utilizzo di prodotti chimici anche da questo punto di vista. Ci sono poi anche altri tipi di colture, gli allevamenti da una parte, poi ci sono le colture che naturalmente risentono anche queste di tutto quello che è collegato direttamente al conflitto, ma non solo. Rischiamo di vedere i prezzi schizzare alle stelle dei prodotti che arrivano poi sulle nostre tavole, Presidente. Dobbiamo insomma prepararci a questo. Beh, sicuramente un aumento lo dovremmo vedere, secondo me non l'abbiamo ancora visto, ma dovrà arrivare, perché il costo dell'energia elettrica, il costo dei mezzi di produzione è comunque aumentato per tutti, è aumentato per le famiglie, è aumentato per le aziende in maniera vertiginosa, lo vediamo noi e in qualche modo dovrà essere anche per le nostre aziende recuperato, perché noi una parte la possiamo assorbire, ma non ce la facciamo ad assorbire questi aumenti così vertiginosi. E altra cosa, se questa crisi fosse durata meno, probabilmente anche i prezzi si sarebbero calmati. Ma voi lo vedete cosa è successo sul metano, sul gas metano, cosa sta succedendo oggi? Ho visto il sondaggio che avete lanciato. È un tema importante, perché poi non abbiamo tante altre mezzi per produrre, per ottenere il gas metano da altre situazioni. Ormai ci siamo vincolati per decisioni passate alla Russia nel nostro approvvigionamento, cercare di trovare strade alternative non sarà così semplice e il prezzo al momento è elevatissimo. Le nostre aziende vengono alimentate, anche le agricole sono consumatori di energia che viene sempre parametrata sul gas metano, e questi costi noi non riusciamo a gestirli fino in fondo, non riusciamo a trasferirli sufficientemente in tutta la filiera, ma in qualche modo però dovranno essere recuperati, e quindi mi posso aspettare che ci sarà un aumento anche prossimamente nei prodotti sui nostri mercati, insomma. Presidente, riusciamo a quantificare questi aumenti vertiginosi a cui lei faceva riferimento? Ma guardi, noi aumenti medi, è difficile dirlo perché poi ogni voce ha le sue caratteristiche, però se io dovessi dire un aumento tra il 10 e il 15% medio su tutta la nostra produzione, sui nostri costi produttivi c'è stato, chi più, chi meno, in alcuni casi decisamente più elevati. E questi, noi non abbiamo questi margini, non abbiamo queste possibilità, e quindi bisognerà vedere in che modo potrà essere ripartito lungo la filiera, e quindi anche con gli altri soggetti che vi partecipano, tra cui anche la grande distribuzione che poi fa da tramite tra veicolo commerciale per i nostri prodotti, e per vedere in che modo ognuno dovrà assorbire qualcosa. Su questo io le do un valore medio, poi in realtà in alcuni casi potrà essere anche molto più elevato, più vicino al 20%. Vedremo cosa succederà, insomma.
Ultimissima domanda, abbiamo parlato in apertura della nostra diretta di queste nuove sanzioni nei confronti della Russia annunciate dagli occidentali, ci sono dei paesi europei che già le stanno applicando ed è quella del taglio delle forniture di gas. Cosa significherebbe? Il taglio delle forniture, cioè il fatto che noi non compriamo più il gas dalla Russia in questo modo, esatto. Bisogna vedere da dove ci approvvigioneremo, in che modo. È chiaro che abbiamo ancora delle risorse il gas immagazzinato che potrà far fronte, con cui potremo far fronte nei prossimi mesi a questa richiesta, specialmente perché andiamo verso un periodo più caldo. Però certo che la prospettiva è di avere un prodotto alternativo che probabilmente sarà comunque costoso in ogni caso, e poi credo che sarà difficile che si possa diversificare il sistema nel breve termine, però siamo troppo dipendenti dal gas russo. Quindi mi aspetto che comunque, seppure qualcosa si potrà trovare con rigassificatori, come è stato detto, o altro, il costo non potrà diminuire. Quello che noi ci dobbiamo augurare è che questo conflitto si concluda nel più breve termine possibile, e dobbiamo mettere in atto, e mi auguro che vengano messe in atto tutte le misure possibili, tra cui anche nuove sanzioni, anche con delle ricadute dirette verso di noi, in modo tale che questo conflitto finisca, perché questa è la priorità per tutti noi. Grazie davvero Presidente, è stato molto importante il suo intervento, era doveroso parlare del settore, di uno dei settori fondamentali della nostra economia, quello dell'agricoltura. Grazie a Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, Presidente di Confagricoltura Treviso, buon lavoro, grazie, a presto. Arrivederci. Grazie Presidente, noi adesso ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, ma subito dopo manderemo in onda la conferenza stampa a Palazzo Balbi del Presidente Zaia, che ha incontrato gli atleti olimpici e paralimpici di rientro dalle Olimpiadi di Pechino, presente anche il Presidente Malagò, e quindi sicuramente ci sarà anche spazio per parlare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e poi probabilmente ci saranno anche degli aggiornamenti sul fronte Covid e rifugiati. Tutto questo dopo la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta e vi facciamo vedere la conferenza stampa del Presidente Zaia. Poco fa, circa un'ora e mezza fa, ha incontrato gli atleti olimpici e paralimpici di ritorno da Pechino, e allora vi facciamo vedere in differita questo punto stampa del Presidente Zaia da Palazzo Balbi. Ti hanno già messo l'asta alta, vedi? Ciao, scusate un attimo. Qua ho messo le misure del Presidente Malagò, che è sto simpaticone. Ecco qua. Tanto grazie e buongiorno a tutti, un benvenuto a tutti voi e un ringraziamento al Presidente Malagò di essere qui. Veramente noi siamo onorati di ricevere il mondo sportivo, e quando abbiamo Malagò al nostro fianco abbiamo il mondo sportivo. E devo anche dire che ne è nato un rapporto di amicizia, di stima con il Presidente, anche perché poi, magari poi ne parleremo dell'avventura delle Olimpiadi invernali 2026, ma devo dirlo che se non ci fosse stato lui, se questo è un intermezzo che avevamo organizzato. No, ma puoi lasciar lì, non c'è problema. Dicevo, se non ci fosse stato lui nella partita delle Olimpiadi, magari poi ne parleremo, non ne saremmo mai venuti fuori, perché poi lui non è stato solo il frontman, è stato colui che ha portato, diciamo, relazioni, credibilità a una candidatura. Vi ricordo, noi avevamo un avversario che non è proprio una roba da poco, avevamo la Svezia che si candidava per l'8ª volta per ottenere le Olimpiadi, e ci venne anche con i regnanti, no, a Losanna. Vabbè, questa è storia. Volevo innanzitutto appunto ringraziare e salutare il Presidente Malagò. Saluto a distanza, so che ci teneva ad essere qui, il Presidente del Comitato Paralimpico Italiano Luca Pancalli, amico dell'amministrazione, amico dello sport veneto, il Presidente del CONI Veneto Dino Ponchio,
e poi ovviamente il presidente della FISI Flavio Roda. Saluto anche, tra i tanti, perdonatemi se poi non ricordo tutti, guardate, ne cito alcuni, Andrea Gios, che ho visto prima, eccolo lì, presidente della FISG, FISG, ecco, Ruggero Vilnai, presidente del CIP Veneto, Luigi Valerio Sant'Andrea, che ho visto prima, eccolo lì, ciao Luigi, guardatelo bene perché poi se le opere non arrivano, ci saranno ritardi per le Olimpiadi, e lui alza il braccio così vediamo anche il braccio che ti toglieremo. E no, lo ringrazio perché lui ha dato prova di efficienza con i mondiali, abbiamo visto insomma, che abbiamo investito sull'uomo giusto. E Tommaso Santini, consigliere del CDA di Infrastrutture Milano Cortina, ecco lui che salutiamo anche il dottor Santini. E detto questo, io farei in modo che non si perda tempo, perché poi abbiamo degli ospiti da presentare oggi. Qualcuno l'ha anche sentito al telefono, giusto? E quindi vorrei dar subito inizio a quello che è poi tutto diciamo, questa manifestazione, questo evento che non durerà tanto ma sarà ricco di emozioni. Allora vorrei chiamare qui Giovanni Andrea Zanon. Con un applauso, eccolo qua. Allora, cioè, non è uno qualsiasi con violino in mano qualsiasi, giusto? Io sono stato anche attento quando gli ho dato la mano di non toccare il violino. Cioè, qua è una roba preziosa. Allora, Giovanni Andrea Zanon, intanto ci ha regalato una roba unica, cioè, con l'orgoglio veneto, serata di chiusura organizzata da un veneto, Balic, Marco Balic, veneziano, Giovanni Andrea Zanon, violino, serata di chiusura delle Olimpiadi a Pechino, e lui era lì a suonare e noi siamo stati orgogliosi di averti visto lì. Lui inizia a studiare violino a 2 anni, dopo ce lo spiegherai come si fa a iniziare a 2 anni, cioè, i violini sono mini immagino. Certo, l'hanno fatto costruire su misura. Ecco. Poi, se non ricordo, a 4 anni è stato ammesso al Conservatorio Pollini di Padova, quindi a 4 anni inizia ad andare al conservatorio. Si diploma al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, con lode, si trasferisce negli Stati Uniti presso la Manhattan School di New York, attualmente frequenta il corso di composizione del Conservatorio Stefani di Castelfranco, quindi torni sul luogo del delitto. Esattamente. Ha tenuto concerti in tutto il mondo, inutile che stia qui a farvi una lista di concerti da solista in Italia, in Svizzera, in Germania, Polonia, Russia, Austria, Repubblica Ceca, Canada e Stati Uniti, esibendosi nei luoghi sacri della musica. E noi siamo orgogliosi di averlo qui, anche perché qui oggi suonerà, in questa fase, un overture se non ricordo male, e suona il meraviglioso violino Giuseppe Guarnieri del Gesù del 1739, come uno Stradivari per capirci, avrà le guardie giurate immagino, no? Con il legno di Cortina, delle zone di Cortina, per cui c'è sempre il collegamento. Vai Giovanni. Sì, scusa. Ah, non c'è problema. Chiudete il telefonino, siamo solo quello sui giornali.
Adesso avrai anche il violino, il legno di Cortina, ma ti manca la bandiera del Veneto. No, aspettavo l'omaggio. Eccolo qua. Ah, che meraviglia. Adesso finalmente c'è il ritorno a casa, no? Esattamente. Oh, devo dirlo, non è cinese questa, non è made in Cina. Ecco. Grazie, onorati, veramente Grazie a voi per l'invito. Grazie, e grazie agli organizzatori, insomma a tutti quelli che hanno pensato alla tua esibizione a Pechino, perché è stata per noi un momento di orgoglio. E poi avremo modo di far tutto. Grazie. Grazie mille. Grazie. Vorrei invitare e salutare il sindaco di Cortina, Giampiero Ghedina, eccolo qua. Adesso volevo ringraziare Giampiero perché poi è città ospitante delle Olimpiadi, oltre a essere insomma la perla delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, cioè mondiali di sci, insomma tutto quello, Coppa del Mondo, insomma tutto quello che c'è da dire su neve e ghiaccio, insomma passa per Cortina. Quindi grazie a Giampiero, vorrei 2 parole per Giampiero, prego. Grazie Presidente, grazie Giovanni, devo dire che è sempre un'emozione che si ripete, essere stato per il Flag and Over a Pechino per 2 volte alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, e devo dire che questo non sarebbe avvenuto certamente con questo percorso per Milano Cortina senza ovviamente il nostro governatore Luca Zaia e il Presidente Malagò. Un grande lavoro di squadra, la forza dell'Italia che siamo riusciti tutti insieme a trasmettere in quella giornata di giugno del 2019. Oggi il percorso è certamente avviato, c'è molto lavoro da fare, però quell'entusiasmo che in qualche modo ci ha fatto vincere deve essere assolutamente protagonista anche per i prossimi anni. Quindi grazie a voi atleti, ci avete fatto vivere veramente delle emozioni in quel di Pechino, ce le farete rivivere nei prossimi grandi eventi sportivi, certamente vi attendiamo poi a Cortina per le nostre Olimpiadi di casa. Grazie e grazie Luca. Possiamo una bandiera per Sì. Possiamo una bandiera? Evito di aprirla, ma Sì. c'è la bandiera, sono sicuro. Grazie mille, grazie. Prego Giovanni, prego. Ma mentre parlo me la posso levare la mascherina o no? Sì. Ciao a tutti. Sì, è quello originale. Infatti all'ingresso io ho detto: se mi trovate positivo vuol dire che saltano tutti gli schemi di tutti i virologi possibili e immaginabili, perché avendolo contratto un mese fa a Pechino, insomma, la vedo complicata, se non altro per quello che raccontano, tra virgolette, gli scienziati. Ciao a tutti. Caro Presidente, caro Governatore, caro Luca, grazie. Ci tenevo tantissimo per tanti motivi, per le ragazze, le atlete, gli atleti, insomma li conosco tutti. È un atto di gratitudine che hai voluto e secondo me è bellissimo fare nei confronti dei tuoi concittadini. Conosco molto bene loro, la loro storia, le loro società, i gruppi sportivi, militari, i corpi dello Stato, quello che sia, i loro sport. Il Presidente di Federazione, abbraccio Andrea Giosse, che è la mia famiglia, che è la nostra famiglia. Il Veneto è stato veramente protagonista, non era affatto scontato che questo avvenisse, sia alle Olimpiadi di Tokyo che alle Olimpiadi di Pechino. Fabrizio Marchetti, mentre venivamo questa mattina presto in aereo, mi ha detto che siete al secondo posto in tutta Italia. Sai, nel combinato estivo e invernale non è affatto banale. Vuol dire che c'è, abbraccio Dino Ponchio, ma insomma i dirigenti presenti in sala ci sono tantissimi, non mi posso permettere di parlare anche a nome paralimpico, ovviamente Luca Pancalli sa bene questi termini, che c'è una forte multidisciplinarità. Se andate a vedere anche le medaglie, ma anche i piazzamenti, i risultati arrivano veramente in un modo eterogeneo, eclettico. Questo è sinonimo di cultura sportiva. D'altronde ci sono statistiche, numeri di tesserati e di società affiliati che da sempre parlano come il Veneto, tra i primi della classe, se non il primo della classe. Poi è chiaro, dopo 2 anni e qualche mese di Covid
Insomma, le situazioni ovviamente tutto, vedete, siamo qui con un tampone, ci dobbiamo mettere la mascherina, tutto è reso più complicato, ma è incrollabile, diciamo, la volontà e il desiderio del Veneto di continuare a seminare e a raccogliere risultati, sia ovviamente nel livello di base sia a livello di vertice. Con Luca lo dico con franchezza, lo ringrazio, è stato molto generoso nelle parole che ha detto. Racconto, come posso dire, l'intuito, ma anche la straordinaria capacità di una telefonata in tarda sera in cui lui aveva capito che c'era una fessura che si apriva, in cui veramente in poco tempo ha portato la Regione a essere la coprotagonista del dossier olimpico. Quindi sensibilità, se volete, politica, ma sicuramente di dirigente sportivo. E poi fiducia nelle persone che hanno, penso, conoscenza e competenza della materia. Io credo, mentre lui parlava, siccome parlo moltissimo anche stamattina con un importante presidente di una società sportiva, io credo che ci accomuna, diciamo, la passione per ciò che riguarda il sottoscritto nei confronti del mio mondo, che Andrea, Ippolito e tutte le atleti conoscono bene, e lui con questa terra, che forse poi è il motore e l'energia con cui uno fa delle cose pazze dalla mattina alla sera e senza risparmiarsi, questo è un dato di fatto. Una terra che ovviamente, ne abbiamo parlato anche prima, il mio cognome è Malagò, è di origine veneto, abbiamo scoperto che veniamo dalla stessa città, mi ha promesso che mi tira fuori adesso dagli albi del comune, diciamo, tutto l'albero genealogico, per cui sono doppiamente felice. Credo che il Veneto è la migliore garanzia, poi Venezia sarà l'hub su cui ruoterà tutta la dinamica ovviamente della zona est della candidatura olimpica. Verona, vorrei ricordare, sarà la sede nel magnifico teatro dell'Arena, peraltro lo stadio più antico al mondo, che organizza e ospita una manifestazione sportiva, la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi e l'apertura delle Paralimpiadi, al di là di tutto quello che ovviamente è il protagonismo degli impianti di Cortina, sia con attività dell'alpino sia con attività ovviamente di sport sul ghiaccio, cioè il Veneto è veramente al centro di tutto. A Luigi gli aspetta un compito tosto, non che a noi sia da meno, abbiamo gli occhi addosso, perché il CIO ovviamente ha finito questa mostruosa complessità di organizzazione di Tokyo e Pechino, 2 Olimpiadi senza Covid, insomma anche a Pechino io ne so qualcosa, cosa ha rappresentato rispetto a una normale Olimpiade gestire un appuntamento a 5 cerchi, adesso anche per la vicinanza di Losanna con l'Italia, non dico tutti i giorni, ma praticamente ci sono sistematicamente controlli, audit, commissioni che vengono a vedere i working in progress delle varie attività. Ecco perché appunto noi su questo dobbiamo essere assolutamente pronti e responsabili, e poi perché la gente vuole assolutamente tornare non solo in Italia, non solo nel Veneto, ma nella vecchia Europa, perché c'è bisogno anche di ricreare un'atmosfera che causa Covid non c'è stata, per cui le aspettative e le attese sono mostruose nel vero senso della parola. Il mondo ci guarda, l'Italia e il Veneto sapranno fare bella figura e soprattutto continueremo a fare quei meravigliosi risultati che ci hanno caratterizzato negli ultimi tempi. Per cui Luca, grazie al Veneto, grazie a tutti voi, viva lo sport, viva l'Italia. Grazie. Grazie Presidente Malagò, e ripeto, se non ci fosse stato lui non le avremmo portate a casa le Olimpiadi, cioè, le cose vanno dette come, se non ci fossi stato io a presentare la candidatura non le avremmo portate a casa, perché non ci sarebbe stata la candidatura. Però è stato fondamentale il ruolo del Presidente Malagò, determinante, direi determinante. Domani la notizia sarà che tu non è che sei veneto, sei della sinistra Piave, che è un'altra roba. È un problema? No, è la zona più buona. Ma al di là di questo c'è un simpatico campanilismo. C'è una bandiera anche per te. Vorrei ricordare, non lo notiamo mai, ma stavo pensando mentre ascoltavo il Presidente Malagò. Mi perdonerà il sindaco di Cortina se non l'ho aperta prima. Ma lui già ce n'è qualcun altro? No, a lui ce l'ha. Ce l'ha in ufficio? Vabbè, la venta sì, io aspetto anche
Guarda, in un momento critico come questo faccio notare una cosa importante. Questa è una bandiera che ha 1100 anni di storia. È l'unica bandiera al mondo che ha la parola pace all'interno della bandiera. Pax tibi, Marcio Evangelista meus. Pace a te, Marco, mio evangelista. Ecco, possiamo anche dire che non siamo mai stati guerrafondai e siamo per la pace. Bravo. Visto che ha fatto del sano campanilismo, diciamo che il fatto che è giallo-rossa a me non è che mi dispiace, questo ci tengo a dire. Devi sapere che io ho cavalli spagnoli e il cavallo è un capezzone. La Spagna giallo-rossa. È venuta a intervistarmi una giornalista col cavallo da Roma. Mi fa, ma che è della Roma? Invece era Spagna, hai capito? Quindi voi fate spesso anche confusione. Detto questo, passerei alla parte, diciamo, assolutamente centrale e vorrei dire, se fossi Cornelia, madre dei Gracchi, direi ecco i miei gioielli, quindi veramente non ho parole per ringraziarvi. Grazie di essere qui, grazie per tutto quello che fate, per come farete diventare grande ancora di più questo Veneto. E io auguro a tutti voi ovviamente di essere presenti nel 2026 e passerei alla vostra presentazione. Direi vi chiamo uno alla volta e dopo facciamo la premiazione tutti assieme. Allora, parto con il primo ovviamente atleta, René De Silvestro. Un grande applauso. Sciatore alpino bellunese di San Vito di Cadore, è del 96, Sci Club Druchet di Cortina, ha partecipato a 2 campionati mondiali e ha conquistato 12 podi alla Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021. Faccio un applauso. Ha conquistato, qua vedete il medagliere, ha conquistato un argento nello slalom gigante categoria sitting e un bronzo nello slalom speciale categoria sitting a Pechino 2022. Ecco qua, René De Silvestro. Grazie. Sente? Grazie. No, ringrazio veramente il presidente Luca Zaia di essere qua e mi sento onorato perché insomma dopo aver portato una medaglia anch'io essere stato partecipe di questa manifestazione veneta sono veramente orgoglioso di questo e niente che dire, speriamo di ottenere qualcosa in più tra 4 anni, dai. Vogliamo l'oro, picca qua. Esatto. Manca una medaglia qua. Manca una, sì. Grazie René, fermo che c'è subito, consegniamo subito i premi. C'è i premi, scusa. Giovanni, che ci abbiamo? Il leone. Complimenti. Adesso vedi appoggiamo qui o se vuoi tenerlo, resta qua comunque, mettiti un po'. Dopo avete modo di fare la foto tutti insieme e anche individuali. Adesso passerei alla seconda atleta che ci ha fatto sognare, Stefania Costantini, eccola qua, curling. Ciao. Curling, atleta bellunese, Cortina 1999, Fiamme Oro, che ha preso parte per la prima volta ai Giochi Olimpici a Pechino 2022, questa è arrivata lì in sordina, sistemati per le feste tutti, ottenendo la sua prima medaglia olimpica, peraltro d'oro, della storia dell'Italia nel curling, in coppia con Amos Mosaner nel doppio misto dopo aver vinto tutti gli incontri. Andrea. Vai. The floor is yours. Questo qua. Non so se... basta, perfetto, vai. Dall'Andrea. No, io. This
Voilà. Prima io? Beh, intanto grazie a tutti, grazie dell'invito, è bellissimo essere qui e festeggiare nella nostra regione, noi veneti, quindi è un onore e anch'io condivido il pensiero di René. Adesso il nostro obiettivo sicuramente è tra 4 anni rappresentare l'Italia al meglio proprio a casa, quindi dai, festeggiamo per il passato e anche per il futuro come buon auspicio. Brava. Io ho un ruolo marginale, questi sono gli atleti, il merito è essenzialmente loro. Io voglio ringraziare Giovanni e ovviamente anche Luca per questa meravigliosa cerimonia, perché credo che vada dato merito a questi ragazzi che fanno degli sforzi incredibili, che fanno un'attività sportiva straordinaria, che sono dei campioni e dei talenti incredibili, e va dato merito anche al CONI e agli enti territoriali che ci danno la possibilità di fare sport, di fargli fare sport, di essere presenti negli impianti sportivi con una disciplina spesso difficile da portare avanti. Quindi grazie per questa buona idea di dar merito a questi campioni straordinari. Grazie. Vai. Togliamo anche st'asta per favore, Francesco. Sì, questa ci palla tutto. Visto che i maschi stai facendo il tifo, sì? Ovvio, certo. In caso gli vai a dare una mano? No. Fanno benissimo da soli. Prossimo atleta, Filippo Ambrosini, pattinaggio, eccolo qui. Ciao Filippo, mettiti al centro. Pattinatore artistico su ghiaccio è vicentino, compaesano di Andrea, insomma dell'altopiano, Asiago del 93, Ice Lab, che gareggia in coppia con Rebecca Ghilardi, giusto? Precedenza del 2011 al 2015, in precedenza ha pattinato insieme ad Alessandra Cernuschi, disputando con lei 2 campionati europei e vincendo un bronzo ai campionati italiani. E dopo una stagione con Alexandra Jovanna, nel 2016 ha formato una nuova coppia con Ghilardi. Complimenti. Grazie. Niente, volevo ringraziare tutti. È stata per me una bellissima esperienza perché è stata la mia prima Olimpiade. E, diciamo, anche se non vissuta al massimo per causa Covid, è stata comunque una bella esperienza. E niente, adesso avanti tutta per la prossima, fra 4 anni Milano Cortina, e sono carichissimo. Anna Comarella, eccola qui. Prego, ciao Anna. Fondista, ciao. Sci di fondo, fondista bellunese, Cortina 1997, Fiamme Oro, classificatasi seconda ai campionati mondiali juniores del 2017 a Park City, USA, e 33esima nella Coppa del Mondo nel 2021 a Kuusamo, Finlandia. Complimenti. Ci tenevo anch'io a ringraziare tutti come i miei colleghi, i miei compagni di sport, perché questa è veramente un'emozione essere qua col Presidente della Regione e del CONI, perché non è da tutti i giorni incontrare comunque 2 personaggi di spicco così, è veramente un onore, sono molto emozionata e spero di ottenere dei buoni risultati, sicuramente migliori di quelli che ci sono stati a Pechino quest'anno, che purtroppo non è stata una grande stagione per me. Però siccome saranno a Milano Cortina spero che saranno delle buone Olimpiadi per me e per tutti quanti. Grazie. Diciamo anche una parola sulla tua collega che l'hanno fermata stamattina.
Vado? Sì, diciamo che non c'è, basta. Appunto. No, mi dispiace. Un abbraccio. Sì. Grazie. Ok. La Scaroni tu dici? No comment, allora. È la vita. Sì, purtroppo, purtroppo questo Covid insomma condiziona molto le nostre vite anche sportive, infatti a Pechino è stata dura anche per quello, perché insomma non è facile tutti i giorni, diciamo, stare un po' con l'ansia di sapere se il giorno della gara avrai il Covid o meno, perché insomma punti 4 anni su quell'evento e non è facile, quindi anche dal punto di vista emotivo è difficile. Però... Sa qualcosa, Presidente Malagò? Esatto. Grazie. Prego. Grazie. La verità è che il Presidente Malagò deve scrivere un libro sul Covid e voleva provare l'esperienza più il brivido. Ferma che abbiamo il leone anche per te, prego. Altra atleta, Lucia Dalmasso, eccola qui. Io l'invidio questa disciplina, snowboarder bellunese, Falcade 1997, ski team Fassa, campionessa italiana di slalom gigante parallelo e di slalom parallelo e campionessa italiana assoluta di slalom gigante parallelo nel 2021. Si è inoltre piazzata alla 32esima alla Coppa del Mondo di snowboard nel 2021 a Cortina e quarta nella Coppa Europa 2021. Complimenti. Grazie a tutti, volevo ringraziare Zaia e il Presidente Malagò per avermi invitato. E adesso aspettiamo comunque di Milano Cortina 2026 per le prossime Olimpiadi. Adesso vediamo loro. Hai le piste a tua disposizione per provare giorno e notte? Sicuramente. Brava. Un attimo anche Lucrezia. Altro atleta, Lucrezia Fantelli, eccola qui. Passo ai postumi. Benvenuta, ciao. Grazie, grazie a voi. Freestyle, sciatrice veronese, nata a Verona nel 96, Sporting Club Madonna di Campiglio, Trento, classificata settima alla Coppa del Mondo 2018 di ski cross a San Candido ed è stata eliminata agli ottavi della prova a Pechino 2022. Durante la gara purtroppo è rimasta vittima di una caduta e quindi ha dovuto rimandare il medagliere, ma insomma lo recuperiamo. Prego. Ciao a tutti, intanto vi ringrazio per l'invito, ringrazio te Luca Zaia. Sì, purtroppo diciamo che la mia Olimpiade non è finita nel migliore dei modi, speravo non andasse così, sembrava una bella giornata, andava tutto bene, però dai, meglio quest'anno che tra 4 anni in casa. Esatto, brava. Grande. Grazie, brava. E abbiamo il leone. Ce la fai? Sì, ma adesso facciamo... È uscita dalla stanza. Altro atleta, Mattia Gaspari, skeleton. Skeletonista bellunese. Ciao Mattia. Ciao. Ciao. Di Cortina 1993, Fiamme Azzurre, ha vinto la prima medaglia mondiale in assoluto per l'Italia nella storia dello skeleton, ottenuta nell'edizione di Altenberg 2020, quando vinse il bronzo nella gara a squadre in coppia con Valentina Margaglio. Bravo Mattia. Sì.
Grazie mille al governatore Luca Zaia e al presidente Maragò per ospitarci qui. È un onore essere qui, soprattutto devo dire con due mie compaesane, in direi 3 sport diversi, che non è da poco, per un paesino di 5.600 anime, e René è lì vicino, quindi direi che è un onore, esatto. No, che dire, è stata una bellissima esperienza, appunto peccato per il Covid. Era la mia prima Olimpiade, all'ultima diciamo che Lucrezia sa cosa vuol dire fortunarsi, me le sono dovute vedere da casa in stampelle e non è stato bello, però ce l'ho fatta tornare e sono qua e adesso guardiamo bene per Milano Cortina, avendo la pista dietro casa, infatti c'ho già l'ansia sul groppone che... e grazie. Dove siete residenti? Cortina. Tutti a Cortina? Sì. E poi dicevano che le Olimpiadi del Cortina non si dovevano fare. Roba. Non avremmo portato i regnanti, ma avremmo portato gli atleti. Grazie Mattia. Altro atleta, Davide Ghiotto, skating. Ciao Davide, ciao. Qua stiamo parlando di velocità, pattinatore di velocità su ghiaccio, Vicentino, Alta Vicentina, 1993, Fiamme Gialle, ha conquistato una medaglia di bronzo nei 10.000 metri a Pechino 2022. Terminando la gara alle spalle dello svedese Nils van der Poel e dell'olandese Patrick Rust, mentre nei 5.000 metri ha chiuso 8º. Complimenti. Grazie. Skating. E niente, rinnovo i ringraziamenti che hanno già fatto i miei colleghi. Ovviamente i prossimi obiettivi appunto sono sicuramente Milano Cortina fra 4 anni, ma in questi 4 anni ci sono altre gare da fare e anche da qualificarsi per queste Olimpiadi, quindi sicuramente i prossimi obiettivi saranno quelli anche intramezzi alle Olimpiadi, che speriamo di portare alto il nome dell'Italia anche in questi obiettivi. Grazie. Presidente. Ultimo atleta presente, e lo salutiamo con un grande applauso, Tommaso Leoni, snowboard. Ciao Tommaso. Snowboarder vicentino, Asiago, sempre dall'altopiano, qua Asiago Cortina. E dell'esercito, ha ottenuto il miglior piazzamento nella Coppa del Mondo di snowboard cross a Cadorna nel 2014, classificandosi 16º. Prego. Grazie mille, per me è un onore essere qui con voi e l'obiettivo principale sarà quello di arrivare preparatissimo alle prossime Olimpiadi e ecco dai, speriamo in bene. Quanti anni hai, Tommaso? 30 anni. Perfetto, abbiamo visto. Ecco qua Tommaso. Grazie mille. Prego. Con Tommaso abbiamo finito con gli atleti in presenza, ovviamente saluto a distanza e ringrazio Leonardo Donaggio di Lido per il freestyle, Lido di Venezia. Il più giovane della spedizione alle Olimpiadi. Che oggi non c'è, e Lucia Scardoni di Verona, la ringraziamo per aversi messo tutto l'impegno possibile e immaginabile per essere qui, c'è anche arrivata, però non può essere presente. Grazie veramente, grazie a tutti voi ragazzi. Adesso facciamo una foto di gruppo e poi siamo qua, ragazzi. Andrea, vieni, venite per la foto di gruppo e poi ci sono ancora 2 cose, poi via. Prendetevi un leone a testa senza farli cadere.
Ecco la bandiera. Sono tutti tamponati. Tranne Malagò, togliamo la bandiera. Carling a posto, dov'è Carling? Chi è? Voi non ci io sono un po' l'unico banco ci mettiamo qua con gli atleti. Ci siamo? Ancora un po'? Fermi tutti a posto, non è finito. Adesso intanto ci congediamo con gli atleti che tornano al loro posto. Oh, te lo porta lui Lucrezia. Grazie ragazzi, grazie, mi raccomando, mi raccomando. Grazie, ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao. Allora, velocissimamente adesso. Se vuoi volevo far emozionare il presidente Malagò. Filmato? C'è un filmato. Chiudete le luci prima di far partire i filmati. Oh, voglio fargli scendere la lacrima. Ladies and gentlemen, the members of the International Olympic Committee have elected the host city of the Olympic Winter Games 2026. The host is Milano Cortina. Tutti sono emozionati a vedere questo video, no? È storia. Però nessuno ha notato cosa ha fatto la principessa all'inizio del video. Quando c'è stata la proclamazione hanno inquadrato gli svedesi. La principessa ha fatto così nella sedia. No, si vede bene, c'è se stesa. Sì, insomma abbiamo visto tante volte, c'è la vittoria dell'Italia, perché lì abbiamo fatto squadra, che è fondamentale. Però una cosa la voglio dire, è l'ultima volta che si vedrà una scena del genere e vi spiego perché. È talmente cruento tutto, è talmente bello per chi vince, è talmente doloroso per chi perde, che ha investito anni, non solo in soldi, in energie, in speranze, in costruire un dossier. Poi ci sono anche delle ricadute psicologiche sui territori che hanno perso, anche politiche, che da quell'elezione è stata l'ultima, dopo una serie di battaglie, addirittura spesso c'erano 5 città che dovevano arrivare al barrage a 2 città o 5 nazioni, il CIO ha completamente cambiato le regole, cioè c'è una commissione a monte che valuta esattamente come stanno le cose e abbiamo veramente goduto di questa soddisfazione che tutti quanti, il Veneto ovviamente in modo particolare, le federazioni hanno dimostrato di mettere valore aggiunto. Ci tenevo a dire una cosa, me l'ho scordato mentre parlavo.
e non sono ruffiano, zero, voi sapete che c'è da dire, attacco anche. Col Veneto si lavora veramente bene. Tutte le persone con cui io collaboro mi dicono sempre che, cito una persona, Maurizio Gasparini, il direttore generale, veramente un rapporto eccezionale. Guardate che non è sempre così, e questa è la dimostrazione quando la politica, al di là degli enti locali, al di là di quello che rappresentano, e lo sport lavorano, oggettivamente i risultati sono strepitosi. Grazie Luca. E adesso, se spegnete le luci, c'è l'ultimo video. Sì. E poi le domande per i giornalisti, prego. C'è un paese che sta scrivendo le pagine di un racconto meraviglioso. Ognuna è piena di incanto ed efficienza. Ogni frase parla di talento e bellezza. Ogni parola è sinonimo di cultura e creatività. È l'Italia, con i suoi paesaggi unici. È un viaggio in un paese meraviglioso. Un viaggio che si chiama Milano Cortina 2026. L'Italia con Milano Cortina nel 26 è un'occasione grandissima. Riportare le Olimpiadi in casa è qualcosa di unico, soprattutto per gli atleti che parteciperanno a queste Olimpiadi. Sarà il palcoscenico dove si giocherà la partita più bella, quella olimpica e paralimpica, quella delle nostre incantevoli montagne e delle nostre bellissime città. Unite per la prima volta per raggiungere un unico obiettivo, il cuore di ogni tifoso. È così che lo sport cambia il mondo, perché infiamma i cuori di tutti, ma soprattutto è ispirazione per i più giovani. Secondo me lo sport è come se fosse maestro di vita, vedo proprio che ti insegna le regole, ti insegna il rispetto, ti insegna ad avere un obiettivo e lavorare per raggiungerlo. E da papà, avendo 4 figli, comunicare veramente che lo sport ti dà quella marcia in più indiscutibile è fondamentale. Le Olimpiadi sono capaci di tenerci tutti insieme uniti sotto un'unica bandiera, quella dello sport. Non importa che tu sia in pista, nella tua corsia, che tu sia sugli spalti a tifare o dall'altra parte del mondo. L'emozione delle Olimpiadi è anche tua e ti appartiene. Sarà davvero un'opportunità grande di dar lustro al nostro paese e di mostrare al mondo chi siamo. Lo facciamo sempre per l'ennesima volta. Siamo un popolo di sportivi e molto competitivi. Essere un atleta e vincere per il tuo paese è la cosa che più ci rende orgogliosi. È quello che ci permette di essere uniti attraverso lo sport. L'emozione che c'è nel cantare l'inno, io mi rendo conto che quando si canta l'inno di Mameli anche le altre nazioni si sentono un po' parte di quell'inno. Penso che le Olimpiadi in Italia di Milano Cortina 2026 quasi sicuramente saranno le mie ultime e spero di poterci essere, di poter dare la mia zampata finale. Milano Cortina 2026 sarà l'occasione per far innamorare il mondo. L'Italia, con la sua bellezza e la sua capacità di affascinare e la sua storia, è pronta. Sarà la vittoria dello sport, ma sarà anche la vittoria di tutti. I sogni possono portarci ovunque, in pista, sulle cime di una montagna, tra le nuvole. Il mio mi ha portato nello spazio, ma ora l'Italia ne ha uno nuovo di sogno. Ora, con orgoglio, porteremo in Italia la bandiera delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali per farla sventolare nei cuori di ognuno di noi. Milano Cortina 2026. Sono già le Olimpiadi e le Paralimpiadi di tutti. Ognuno sarà protagonista di questo racconto fatto di sport, che cresce attraverso quei valori capaci di cambiare il mondo. Siamo i prossimi, la prossima vincente storia italiana. Grazie. Se ci sono domande da parte dei giornalisti, prego. L'asta dov'è? Grazie. Prego, prego. Portate un microfono, per favore. Sono tutte per il Presidente? No, no, sono per No, è per lei, Presidente Malagò. Vieni, vieni.
Sono Angela Pederiva, Gazzettino. Buongiorno Presidente. Mi pare che ad atleti siamo messi più che bene. Ad impianti invece lei ha rinnovato nei giorni scorsi preoccupazione sulla tempistica. L'aveva già detto qui a Venezia e l'ha ribadito dopo questa ultima seduta della Giunta Nazionale del CONI. Ha detto siamo ad aprile, dovremmo essere ai test e invece siamo qua, alludendo al fatto che siamo fermi, almeno così ci è parso di capire. Vorrei chiederle cos'è che la preoccupa di più e se vede differenze in questo senso tra il versante Cortina e quello Milano, cioè tra Veneto e Lombardia, se le difficoltà sono equamente divise o se vede concentrazioni di criticità in qualche area. Grazie. Guardi, per fare una precisazione, non è che io ho detto siamo ad aprile e dovremmo oggi fare i test, no? Questo diciamo è mal riportato o quantomeno mal interpretato. Noi dovremmo fare nell'anno antecedente alle Olimpiadi i test event, che sono, come sanno le atlete e gli atleti, fondamentali proprio per provare, soprattutto in alcune discipline, in altre già l'esigenza è molto inferiore. Se c'hai un palazzetto dove si fa il ghiaccio magari è diverso che non fai conto una pista di velocità oppure addirittura una discesa libera dell'alpino. Noi quando abbiamo vinto abbiamo presentato un dossier che era più unico che raro, anche questo secondo me non succederà mai più nella storia delle Olimpiadi, cioè il 90% degli impianti erano già realizzati. E infatti la nostra candidatura, date la mano, comparazioni, benchmark con tutte le precedenti, è oggettivamente una candidatura molto low cost, sia in fase ovviamente di aggiudicazione sia in fase di realizzazione. Però alcuni impianti esistenti devono assolutamente essere rifatti, devono essere sistemati, è un dato di fatto. In più ce n'è uno che riguarda la città di Milano, che è il Palazzo dello Sport del Ghiaccio, Andrea Gios conosce l'argomento a memoria ovviamente, che va realizzato ex novo. Questa è la sintesi. Non perché c'è in sala Luigi Sant'Andrea, che è il commissario, di cui io ho una grandissima fiducia, ma lo sa, ci parliamo spessissimo, che è il commissario delle opere. Sono due piani diversi. Noi ci occupiamo di organizzare l'evento sportivo, il comitato organizzatore che è una fondazione, che è privata, e l'altra agenzia che è pubblica. Luigi sta cercando, devo dire, mettendoci anima e cuore, di recuperare il tempo perduto. Però se noi abbiamo preso le Olimpiadi il 24 di giugno del 2019 e ci avremo l'inaugurazione la prima settimana di febbraio del 2026, avevamo mal contati 6 anni e 8 mesi, di fatto noi i primi 2 anni e 4 mesi, ci si è messo anche il Covid, devo dire, di fatto, cioè diciamo l'impostazione dell'agenzia, la costruzione, la burocrazia di tutto questo sicuramente ci ha fatto perdere molto tempo. Oggi è indispensabile recuperare questo tempo, punto. Altro? Questo è per il Presidente Zaia. Ebbene no. No, però Filippo Tosato dei Quotidiani Gedi. Benvenuto. Non ho capito, Cortina? Mi sono presentato, Filippo Tosato dei Quotidiani Gedi. Ah, scusi, no, non ho capito. Ecco, c'è una variazione però rispetto a questo argomento. Lei nei giorni scorsi ha annunciato che la nazionale italiana di basket non giocherà con la nazionale russa nelle qualificazioni mondiali. Come segno di solidarietà verso l'Ucraina e come forma di condanna del mondo dello sport dell'aggressione. La domanda è l'inizio di un atteggiamento, di una linea precisa da parte dello sport italiano? Ci saranno altre iniziative, altri atteggiamenti, altre prese di posizione di questo genere nei confronti della Russia? Grazie. Allora, io per rispetto e educazione le dico quello che è il mio punto di vista, però oggettivamente il tema era Milano Cortina, le atlete e gli atleti, però va benissimo. Ma la cosa è, nella sua assurdità, nella sua complessità, è molto semplice. Il CIO, il giorno dopo che è cominciato il conflitto, ha riunito il comitato esecutivo, che è il massimo organo deliberativo del Comitato Olimpico Internazionale. Io sono un membro del CIO. Il CIO ha mandato una circolare a tutte le federazioni internazionali, il Presidente Gios la conosce a memoria, in cui ha raccomandato, invitato
le federazioni internazionali, che hanno logicamente il potere di accettarlo o no, però insomma sono i soci, i partner, gli stakeholders del Comitato Olimpico Internazionale in questa situazione, diciamo, di non coinvolgere le atlete e gli atleti russi per ovvi motivi, dovuto anche al fatto che avevano non rispettato la tregua olimpica, che voi sapete che è uno degli elementi fondanti del nostro mondo, perché tutto questo è cominciato proprio mentre c'erano le Paralimpiadi. Tutte le federazioni internazionali, che sono decine, questo invito lo hanno accettato, e due, in particolare una, la FIBA, ha fatto capire, diciamo, siccome la partita è a maggio, vediamo che succede, potrebbe essere magari un'opportunità a evitare, diciamo, il non invito. Il Presidente della Federazione Italiana ha ritenuto, diciamo, di equipararsi a tutti gli altri sport. Il Presidente del Comitato Olimpico deve difendere questa posizione, sia in qualità di membro del CIO, sia per rispetto alla propria federazione. Altro? Buongiorno, io tornerei invece sulla questione delle infrastrutture per capire se c'è un cronoprogramma o se c'è una previsione sulle opere. Opere infrastrutturali e infrastrutture sportive, sia di viabilità che di impianti. 2 anni sono stati persi, l'ha detto anche il Presidente Malagò. Come si recuperano? Se si recuperano, e quali sono le opere più a rischio in questo momento? Perché pare evidente che sulla viabilità i tempi sono abbastanza stretti, ci sono meno di 4 anni a disposizione. Grazie. Posso dire una cosa? Sì, lei è Silvia Madiotto del Corriere del Veneto. Sì, una cosa importante, adesso la parola va al Presidente Zaia, io su questo argomento non c'entro nulla, secondo me è anche importante che possa venire il Commissario Sant'Andrea, sempre per precisazione, per cognizione dell'argomento. Fino a 2 aggiudicazioni di Olimpiadi fa, uno doveva presentare un dossier in cui insieme agli impianti sportivi doveva scrivere com'è il tuo aeroporto, quante piste c'ha. Se tu prendi una macchina dall'aeroporto e arriva un atleta, uno sponsor, un giornalista, la strada che lo accompagna fino all'albergo, l'albergo come ridotto dall'albergo per andare alle piste o andare allo stadio, e la metropolitana e al tempo stesso le tangenziali. No, tutto questo non esiste più nell'ambito di un dossier. Quello che conta sono gli impianti sportivi, per cui i concetti che integrano l'impiantistica sportiva è un qualche cosa di cui devono assolutamente beneficiare tutti i cittadini, sia locali sia quelli che interverranno a vedere le Olimpiadi, ma attenzione, non c'era né nessun impegno né nessuna garanzia nel realizzarla. Giustamente lo Stato italiano, il governo italiano, che poi ce ne sono stati 3 in questi scarsi 3 anni, hanno ritenuto di accelerare quelle opere che ovviamente sono sinergiche agli impianti sportivi. Ecco, questo ci tengo a dirlo, che secondo me è una precisazione importante. Poi do la parola a Luca, forse Luigi se vieni. Sì, Luigi vieni, avrei invitato il dottor Sant'Andrea. Volevo solo dire una cosa, tanto concentriamoci sulla bottiglia mezza piena, avremo le Olimpiadi nel 2026. 2, le Olimpiadi le dobbiamo fare assolutamente con tutte le venue sportive che siano al top, ed è esattamente, ad esempio, la partita del Bob è una delle partite. Annunciamo che oggi firmiamo assieme al dottor Sant'Andrea appunto la convenzione per il Bob è finanziato e c'è un cronoprogramma per averlo fruibile ovviamente per le Olimpiadi. Dico solo che rispetto alle infrastrutture, poi ve lo dirà il dottor Sant'Andrea, cioè abbiamo la variante di Longarone che sono quasi 300 milioni di euro che immaginiamo possa essere in una certa qual misura realizzata. Su Cortina, dopo secoli che se ne parla della variante di Cortina, sono 300 milioni di euro, abbiamo la certezza di averla finanziata e che probabilmente saremo dentro con i cantieri, ma non l'avremo ultimata, ma sarà un'opera delle Olimpiadi, cioè non è che non si fanno le Olimpiadi perché non c'è la variante di Cortina, tradotta in maniera molto semplice. Questo è un grande benefit di avere le Olimpiadi e tutta una serie di attività. Sulle venue sportive vi ricordo, anzi sulle opere in generale dello sport, vi ricordo che noi siamo impegnati su molti fronti, Bob, il tema ovviamente di tutto quello che sono le attività sportive, ma anche la Medal Plaza, cioè a Cortina tutti parlano, però alla fine noi andremo a recuperare il trampolino, verrà fatta una Medal Plaza, diventerà cioè la città avrà comunque sì, il curling, piuttosto che ricordiamoci anche tutta la partita, ma insomma c'è lo stadio del curling, dobbiamo farlo per forza, dobbiamo portare a casa medaglie d'oro lì. E poi nostra ovviamente.
Ecco, mi raccomando. E poi l'altro discorso invece è relativo a tutto il tema del villaggio olimpico. Sul villaggio olimpico abbiamo ovviamente dei grossi investimenti da fare che ci permetteranno ovviamente di ospitare gli atleti, tutti i giornalisti, eccetera. C'è un movimento pauroso dal punto di vista numerico, ma poi lasceremo in eredità a Cortina delle strutture che non verranno smantellate, quindi andranno a favore di tutti gli stagionali, tanto per dire, no? Tutti quei lavoratori che inevitabilmente a Cortina non trovano alloggi quando devono fare la stagione, o gli studenti, gli ostelli, eccetera. Prego. Io ringrazio il governatore Zaia e il presidente Malagò. Grazie ancora per l'invito di oggi, che è un evento particolarmente importante e ci ho tenuto a essere presente. Confermo le parole del Presidente e del Governatore, la società è stata recentissimamente costituita, il decreto che mi nomina commissario di governo per una serie di investimenti stradali, quindi in Veneto abbiamo appunto il passante Longarone e la tangenziale di Cortina, è ancora in via di perfezionamento. A breve ci sarà un altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua con chiarezza quegli interventi che non possono non essere completati per l'evento olimpico e quindi per consentire la fondazione e quindi gli atleti di fare i test event. Sono già stato confermato commissario di governo per la pista di bob, proprio oggi sottoscriveremo la convenzione che prevederà il passaggio delle attività amministrative svolte egregiamente dalla Regione in capo al commissario e quindi alla società per gli investimenti. Per chiarire il tema dei tempi, ovviamente stiamo in emergenza, quindi l'approccio organizzativo che si sta costruendo è all'interno dell'alveo emergenziale per cercare di ridurre il più possibile i tempi persi e incardinare questi processi all'interno del raggiungimento dell'obiettivo. Ovviamente tempi, costi, è una questione sempre molto complessa da poter dichiarare prima ancora della sottoscrizione di contratti con i soggetti poi esecutori. Sicuramente il monitoraggio sarà un monitoraggio molto dettagliato, ci sarà un approccio di accountability importante, quindi massima trasparenza sui processi, sugli investimenti, sui tempi di realizzazione e di autorizzazione. Come commissario, come società e poi insieme alla Fondazione, insieme alla Regione, organizzeremo un percorso molto dettagliato per dare un'informazione ai cittadini costantemente per cercare anche di anticipare quelli che possono essere le divergenze temporali e individuare le soluzioni B per fare l'evento, perché l'evento sportivo, come ha detto più volte il Presidente Malagò, si farà e si farà benissimo. Grazie a tutti. Grazie. Se non ci sono altre domande io chiuderei. Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Prego. Buongiorno. Allora, volevo prima di tutto chiedere una specificazione. A Sant'Andrea aveva parlato di un decreto che è in arrivo. Le chiedo il bis gentilmente se sa già dirci, a parte Cortina, se è inserita in questa variante di Cortina, se è inserita in questo elenco e se ci sono altre opere in Veneto inserite in questo elenco che non potranno essere concluse, mi pare di aver capito. E poi l'altra cosa che le chiedo, se è già possibile avere un focus sui costi, perché il calo in energia, la guerra, il conflitto ha fatto schizzare in alto i prezzi, quindi se si può dare un feedback in questo. E per ultima cosa chiedo ai due presidenti Zaia e Malagò se hanno già avuto un feedback da parte dei territori, come stanno reagendo. Grazie. Ok, in primo luogo il decreto legge 16 del 2020 che prevede la costituzione della società all'articolo 3 prevede proprio che la società nel primissimo momento di vita faccia una ricognizione di quegli interventi classificati essenziali ed essenziali, abbiamo aggiunto anche indifferibili, cioè che devono essere completati entro l'evento. Questa attività è quasi perfezionata, è stata fatta insieme alla Fondazione e insieme ovviamente ai territori e darà seguito al perfezionamento di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua esattamente questo piano degli interventi. In relazione ai costi, quindi ovviamente il caro energia
e quindi anche i problemi appunto nella recente guerra, e sono in fase di analisi, di verifica continua, quindi ci sarà un tailoring continuo per cercare di adattare con le risorse a disposizione quelle che sono le esigenze per organizzare l'evento. Grazie. Sui territori penso che giusto. No, i territori, scusami Cristina, ma rispetto a cosa? Pronti? Sì, volevo chiedere che reazione avete ricevuto, che feedback avete avuto dai territori in questo periodo, per cui come stanno reagendo, penso ai commercianti, penso, ma non solo, anche al turismo, a questo grande evento che sta arrivando, e come li state coinvolgendo? Guarda, questo è un evento che rappresenta un nuovo rinascimento. Considera che nasce, neanche a farlo apposta, neanche l'avessimo saputo, nasce ovviamente prima del Covid, ma risulta essere una grande opportunità post-Covid, io spero post-guerra. Quindi ci ritroviamo veramente nel momento giusto, nel posto giusto, con l'evento giusto. Quindi, e penso che se uno va a Cortina, poi il sindaco è qui a vostra disposizione, cioè, a me viene in mente sempre Berlino, no? Cioè arrivi lì, vedi gru, vedi movimento. Adesso io capisco che a qualcuno fa schifo il cemento, fa schifo tutto quello che è ricchezza, fa schifo che la gente si affranchi, cioè, però se si tratta di rilanciare la montagna veneta, io non ho altre soluzioni che quelle di portare gli eventi, di portare soluzioni di nodi viabilistici, piuttosto che ovviamente tutto nel rispetto dell'ambiente, perché vorrei ricordare che non viene bypassata, dottor Sant'Andrea può confermarlo, nessuna norma ambientale. Quindi anche tutte queste fantasie che si leggono, sembra che arrivi una squadra di devastatori che sistema tutto. No, cioè il commissariamento è solo una garanzia, ma non è che si bypassino le norme ambientali. Punto. Peraltro, se volessimo dirla tutta fino in fondo, il Bob sarà meno impattante rispetto a quella discarica che c'è lì adesso, perché lì c'è una pista da smaltire, vorrei ricordare. Cioè qualcuno magari c'ha questa visione romantica perché vede un po' di verde, ma lì in mezzo c'è una pista e sono rifiuti da smaltire, che ci costeranno 10-12 milioni di euro solo la bonifica di quelle aree. Sarà meno impattante perché sarà meno invasiva la pista rispetto all'attuale, e sarà un'occasione per bonificare tutta quell'area e ridare, ovviamente, integrarla molto di più rispetto all'ambiente. Ovvio che se non ci fosse stato il Bob e non fosse mai esistito, mai nessuno avrebbe pensato di fare il Bob a Cortina, ma è il più vecchio Bob del mondo, fra l'altro, 1928. Guarda, sui costi, noi abbiamo spannometricamente ormai la certezza che avremo circa un 25-30% sui cantieri, e quindi faccio appello al governo rispetto alla revisione di tutto quello che sono gli stanziamenti, perché oggettivamente dopo sono tutti bravi a fare i conti e a far polemiche, però voglio ricordare che come è cambiata la bolletta a casa nostra, cambia anche il costo aziendale per un'azienda come quella che è una istituzione come la nostra. Cioè tutti i cantieri hanno un 25-30% in più di costi, perché il ferro è triplicato, quindi l'acciaio è triplicato, perché i costi dell'energia, perché la manodopera, perché. Speriamo che si torni subito alla normalità, perché altrimenti veramente ci costerà un 25-30% in più. Chiuderei qui, ragazzi. Grazie. Grazie, buona giornata, e grazie ancora agli atleti, grazie. In bocca al lupo a tutti. E dunque si è chiusa questa conferenza stampa, il Presidente Zaia affiancato dal Presidente del CONI Malagò, conferenza stampa che si è chiusa con la richiesta al Governo di rivedere, di rivedere gli stanziamenti previsti per le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026, perché ha detto Zaia i cantieri, alla luce proprio dei rincari delle materie prime, avranno costi in più del 25-30%, e quindi è necessario mettere mano a quelli che erano gli stanziamenti iniziali prima della guerra e prima, insomma, di questi aumenti vertiginosi dei prezzi. È stata l'occasione per fare il punto, lo stato dell'arte delle opere per l'appuntamento olimpico, dai cantieri, dalle infrastrutture necessarie per la viabilità a quelli che sono gli impianti per le gare. Queste la parte sulla quale si sono concentrate le domande dei giornalisti, alla fine soprattutto per il Presidente Malagò. La prima parte invece era stata dedicata, come avevamo detto, all'incontro e al ringraziamento degli atleti olimpici e paralimpici che avevano preso parte alle Olimpiadi di Pechino. Adesso noi ci fermiamo, c'è il meteo, poi la pubblicità e poi torniamo in diretta con tutti gli aggiornamenti di cronaca e non solo.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che la pressione atmosferica è in aumento e lunedì 4 aprile sarà asciutto e stabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto prevale il bel tempo e anche il sole. La giornata sarà caratterizzata infatti da un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. A tratti alcune precipitazioni nevose attorno a quota 600-800 metri. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra i 12 e i 14 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità. Ampio soleggiamento anche qui, cielo poco nuvoloso con qualche addensamento, ma in genere innocuo. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, un po' di nubi al mattino, poi si diraderanno sulla maggior parte delle vallate e sarà via via più soleggiato. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati in diretta per parlare di un settore che ha un impatto sul PIL veneto molto importante, un comparto strategico fondamentale per la nostra economia. Stiamo parlando del turismo. Saluto il presidente dell'associazione Jesolana Albergatori, Alberto Maschio. Ben ritrovato, presidente. Buongiorno, grazie. Allora Presidente, l'estate 2021 alla fine si era chiusa con un bilancio tutto sommato positivo. Arrivavamo da una stagione invernale ancora una volta condizionata dal Covid, dalla pandemia, e però insomma la risposta dei turisti per le spiagge del nostro litorale era stata più che positiva. Che previsioni ci sono per l'estate 2022? Sarà davvero quella della ripresa per arrivare ai livelli pre-pandemia, pre-Covid, anche se insomma, in qualche modo si erano già raggiunti l'anno scorso con percentuali molto importanti di presenze? Allora, direi che i segnali in questo momento che rileviamo sono positivi. Va detto che rispetto all'anno scorso comunque abbiamo avuto dei dati confortanti, soprattutto da luglio in poi, quindi l'inizio della stagione comunque è stato complesso. È iniziata certamente un po' prima rispetto al 2020, perché nel 2020 chiaramente insomma, prima della metà di giugno molte aziende non hanno neanche aperto. Nel 2021 è andata bene la seconda parte della stagione con un buon finale, ma comunque diciamo, il segno era stato anche un po' meno rispetto al periodo ante-Covid. Ci stiamo un po' alla volta riavvicinando a quei livelli. In questo momento abbiamo degli indicatori che ci danno un più 8%, un più 8,2% alla data di oggi rispetto a un anno fa, in termini di prenotazioni già inserite nei tableau delle nostre strutture ricettive. Siamo ancora sotto perché arriviamo circa a un 22% di occupazione già inserita nel periodo che va da maggio a settembre, contro un dato del 36% che era quello che avevamo nel 2019. Però il trend rispetto all'anno scorso direi che è estremamente positivo. Siamo fiduciosi, moderatamente fiduciosi di quello che sarà l'andamento di una stagione, sperando non ne risenta di quelli che sono insomma anche un po' gli eventi internazionali che per il momento mi sento di dire, tranne un leggero rallentamento in un periodo di una decina di giorni, non hanno dato segnali di preoccupanti. Prenotazioni che arrivano dai turisti di casa nostra, cioè da turisti italiani che scelgono Jesolo grazie insomma, a tutte le sue peculiarità per le loro vacanze, o ci sono anche prenotazioni di turisti storici, pensiamo ai tedeschi, agli austriaci? Allora, fortunatamente stiamo vedendo un incremento dei flussi internazionali e per la Costa Veneta in generale che l'anno scorso, negli ultimi 2 anni, certamente ha giovato un po' di un ritorno anche di un mercato interno che chiaramente è stato condizionato dagli spostamenti e quindi ha preferito stare in casa. Un po' chiaramente siamo stati anche agevolati dai mercati per noi di vicinanza, Svizzera, Austria e Germania in particolare,
quella è stata un'agevolazione di carattere geografico fondamentalmente che ci ha agevolato, o meglio ci ha sostenuto maggiormente in questi 2 anni difficili. In questo momento, ripeto, vediamo un incremento dei flussi internazionali, credo utili a compensare un leggero decremento dei flussi interni, che certamente insomma anche il mercato italiano riprenderà a muoversi anche un po' fuori confine, e credo verranno compensati appunto i 2 mercati in tal senso, per cui forse rispetto agli ultimi 2 anni qualche italiano in meno, qualche straniero in più. I turisti russi che target rappresentavano per il turismo delle nostre coste hanno un impatto importante, sono una voce importante, o tutto sommato la loro annunciata assenza non peserà più di tanto per un bilancio poi di fine stagione? Allora, il mercato russo era un mercato che era cresciuto molto tra il 2010 e il 2015 indicativamente, 2014 forse. Aveva avuto un boom, a Jesolo in particolare eravamo arrivati quasi a determinarlo come il terzo mercato, se la giocava con la Svizzera, quindi con percentuali molto diverse da Austria, Germania, Italia, questo va chiarito, però era un mercato che era in crescita. Poi con una prima crisi del rublo da un anno all'altro si ritrovarono a pagare quasi il 50% in più per venire in vacanza da noi con il cambio, quindi avevamo iniziato a perdere un po' già da lì. Oggi numericamente, per quelli che sono i numeri dei flussi, non pesano molto sulle spiagge venete, certamente pesano di più in altri mercati della nostra regione. Va fatto un distinguo, ci sono i numeri di presenze e il valore di queste presenze. Mediamente va detto che erano di flussi medio-alto spendenti, quindi sarà un lievissimo calo in termini percentuali di presenze, che però inciderà qualcosina in più in termini di economia e di indotto creato, perché erano turisti che venivano e non frequentavano solo il concetto sole, mare e spiaggia, ma si muovevano sul territorio, frequentavano Venezia, frequentavano il commercio in maniera molto importante della nostra località e anche dell'entroterra, quindi ripeto, la ricaduta è più sul valore di queste presenze che non sul numero. Un turismo di lusso, insomma, che viene a mancare. E il fatto che la Pasqua sia Pasqua alta, questo insomma pesa in qualche modo. Gli anni scorsi, quando la Pasqua veniva un po' più tardi, già la stagione si poteva in qualche modo aprire con insomma temperature che permettevano anche di accedere alle spiagge. Il fatto che arrivi così presto penalizza in qualche modo una partenza anticipata della stagione, o diciamo così che va a pesare poco proprio le vacanze pasquali sul vostro poi bilancio? Allora, tutto sommato non è neanche così bassa per quello che è insomma lo storico della Pasqua. Arriva in un momento dove lo start della stagione può essere utile, meteo permettendo. Chiaramente le temperature sono ancora un po' fresche, anche se il sole, eccezione fatta per l'ultima settimana, insomma ci ha accompagnato fino ad oggi, quindi la speranza è che ci accompagni ancora almeno a fine settembre. Siamo ottimisti in tal senso. È chiaro che in questo momento manca una fetta di mercato, che era in particolare il mercato delle comitive, dei tour operator, che muovevano dei flussi anche in bassa stagione a volte, e quindi che permettevano questo allungamento stagionale. Oggi abbiamo un grosso buco di mercato, diciamo, dalla Pasqua, che probabilmente un po' di flussi ricreerà, ma dalla Pasqua dobbiamo arrivare poi quasi al 26 di maggio per rivedere numeri importanti, perché abbiamo l'ascensione e quindi là ci sarà un primo boom di turisti stranieri. Il ponte del 25 aprile, caro a noi italiani, a noi veneti in particolare, cade di lunedì, quindi non sarà un gran ponte. Il ponte del 1° maggio non c'è perché è domenica. Ripeto, inevitabilmente sarà un lavoro di fine settimana, molto pendolarismo immagino, forse qualche weekend mordi e fuggi con il sabato sera, per cui c'è uno stacco netto tra la Pasqua e il vero avvio della stagione, che credo si verificherà dal 20 di maggio in poi. Mancano quei ponti strategici che hanno un impatto importante. Sì, esatto, come dicevo, mancano i ponti e per noi sono fondamentali poi le festività tedesche. Diciamo che come stagione potrebbe essere molto simile a quella del 2019, perché la cadenza delle festività, chiaramente le festività tedesche, Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini, dipendono un po' dalla Pasqua stessa, quindi Pasqua alta, festività tedesche spostate molto in avanti, tant'è che abbiamo Pentecoste e Corpus Domini in pieno giugno. Il maggio, che per noi è un mese importante, soprattutto quando ci sono le festività appunto tedesche, quest'anno ne risentirà certamente un po',
privilegiando credo un giugno che, sempre meteo permettendo, sarà un giugno importante, probabilmente alla stregua del 2019. Presidente, ci sono alcuni operatori del turismo che lanciano l'allarme della manodopera stagionale, del personale stagionale che si fatica a trovare, con insomma una carenza che rischia di farsi di pesare poi quando la stagione partirà, la vera e propria stagione partirà. Guardi, il tema del capitale umano oggi è sull'agenda di tutti noi ed è il tema più importante che dovremmo affrontare, anzi che forse avremmo già dovuto affrontare, perché il mea culpa che dovremmo forse un po' tutti fare in questo momento, e lo dicevamo anche ieri in occasione dell'apertura della fiera di Cauro dell'Alto Adriatico, è proprio questo. Tutto sommato il problema del reperimento di capitale umano, di formazione, è un problema che si protrae da anni. Probabilmente negli anni scorsi siamo riusciti sempre a sopperire in qualche modo. Il fenomeno Covid che in questi 2 anni ha fatto sostanzialmente da grande acceleratore di molti processi, di molte dinamiche, ha accentuato e ci ha esposto maggiormente a queste problematiche, non ultima anche quella dell'incremento dei costi, no? Quindi la fragilità dei nostri piani economici finanziari sono venuti alla luce anche in questo caso. Ora, il tema del capitale umano, come dicevo, è fondamentale, perché erogando servizi, i nostri servizi li erogano i nostri collaboratori, i nostri front office, il nostro personale di sala, il nostro personale di piani sono il vero valore aggiunto della nostra offerta turistica, e quindi su questo dovremmo investire molto come categorie, sia del mondo datoriale che del mondo sindacale, e non dimentichiamoci che a questo tavolo c'è sempre un grande assente che è il governo, perché questa partita la vinceremo solo giocandola tutti e tre insieme dalla stessa parte con lo stesso obiettivo. In questa fase c'è difficoltà. Ripeto, va fatta un'autocritica prima di tutto nelle aziende. È un problema molto complesso che non mi sento di stigmatizzare, come a volte leggo sui giornali, con quella che definisco una foglia di fico, ovvero il problema di tutto questo è il reddito di cittadinanza. Certamente non è così, certamente non è un fattore che aiuta, che supporta il risolvimento di questa problematica, ma non è quello esclusivamente il problema. C'è insoddisfazione da parte del mondo del lavoro, c'è insoddisfazione da parte del mondo dell'impresa. In mezzo a tutti questi, ripeto, vanno creati dei percorsi virtuosi, bisogna spingere, puntare molto sulla formazione. Scontiamo il problema delle dimensioni aziendali che spesso non garantiscono ai nostri collaboratori la possibilità di crescere all'interno dell'azienda, perché la scala sociale, diciamo, è molto corta. Abbiamo il problema della stagionalità, del cuneo fiscale estremamente pesante, quindi diventa difficile fare i virtuosi con dei costi del lavoro così elevati. Quindi insomma la partita è molto complessa e quindi va affrontata su più piani e con tutti i player interessati. Si parla di un 20% di personale che manca all'appello. Guardi, è sempre difficile stimarlo, le dico la verità, è un numero che ogni tanto mi viene chiesto e sul quale mi avvalgo la facoltà di non rispondere, perché non abbiamo dei dati in realtà certi su questa dinamica. Forse ce li ha solo l'INPS, ma come sapete non sono dati a noi accessibili. Certamente manca ancora, se non è un 20%, un 15% di personale da assumere. Credo che sia ragionevole pensare che manchi. Voglio pensare e sperare che da qui all'avvio della stagione si riescano a chiudere quelle posizioni che oggi mancano. Certamente sempre il Covid non ha aiutato a mantenere nel nostro settore, essendo stato uno dei più colpiti, una parte di queste risorse che nel frattempo magari si sono allocate, accasate su altri sistemi, su altri settori, e che oggi fatichiamo a riattrarre perché scontiamo le problematiche di cui prima accennavo. Quindi non immagino una risoluzione facile, credo che sarà l'ennesima stagione complessa, ma davvero in tutto questo, se abbiamo fatto poco, un po' di responsabilità tutti dobbiamo mettercela, e se vogliamo che qualcosa si risolva, come mi hanno sempre insegnato, bisogna darsi a fare. Quanto pesano i rincari delle materie prime, a partire dall'energia, dal gas, ma anche poi di quelle che sono proprio le materie che arrivano nelle cucine degli alberghi, che finiscono poi sulle tavole dei ristoranti, all'interno degli hotel? E a questo aggiungo una domanda legata proprio alla discussione di queste ultime ore, quella di aggiungere le sanzioni nei confronti della Russia, il taglio delle forniture di gas da quel paese verso l'Occidente. Allora, le nostre aziende sono aziende molto energivore e quindi già abbiamo un problema semplicemente dovuto all'aumento dei costi delle forniture di gas ed energia elettrica. Questo è evidente, penso ormai è un problema che non riguarda solo le nostre aziende, ma riguarda in generale
il mondo delle imprese e anche le famiglie, perché è un problema che tocca anche le famiglie e i portafogli di casa. È chiaro che anche qua dobbiamo stare attenti, lo diceva anche il governatore l'altro giorno, tra speculazioni e problematica, perché la sensazione che ho anch'io è che ci sia anche qualcuno che ci sta speculando su questa situazione e questo non è onestamente molto di pregio per chi lo sta facendo, anzi direi che sarebbe da rendere noto quando succede, perché marciare su queste problematiche non è simpatico, devo dire. Ma questa situazione facciamo anche fatica a stimare quelli che saranno i reali aumenti dei costi di materie prime, quindi facciamo fatica. Non più tardi di un'ora fa un collega mi chiedeva appunto se abbiamo stimato quale sarà il reale aumento a presenza, diciamo così, o a camera degli aumenti che abbiamo. Il problema è che facciamo fatica a stimarli, perché non riusciamo ad avere una visione a medio termine di quella che sarà la situazione, non riusciamo a ponderare esattamente quella che sarà la situazione delle forniture di energia e gas alla volta della stagione, e facciamo anche fatica perché le stesse aziende dei nostri fornitori fanno fatica a farlo, non ci danno garanzia dei prezzi da qua a fine stagione. Quindi il rischio è che durante la stagione ci troveremo a ricalcolare costantemente quello che è il costo, diciamo così, a camera o il costo a presenza. Sarà un grande lavoro, ma che credo e suggerisco di fare molto attentamente a tutti noi, a tutti i nostri colleghi, perché da questa partita probabilmente ne deriverà un risultato economico finale positivo o negativo, perché gli aumenti che stiamo vedendo sono aumenti davvero importanti. Le dico solo quello della lavanderia, che ormai cito più volte. Il costo della lavanderia, che per un'azienda alberghiera è un costo comunque importante, noi generalmente ci appoggiamo spesso, non tutti, a lavanderie esterne, l'aumento è del 22% flat per tutte le aziende, per tutte le lavanderie industriali. Il 22% di uno dei costi che era già tra i più importanti delle nostre forniture vuol dire che da 30.000 euro, le butto lì una cifra casuale, di un'azienda media, 30.000 euro di costo lavanderia stagionale, ci si ritrova a pagarne 6-7.000 così d'amblè di aumento solo di uno fornitore. A fine stagione quei 6-7.000 euro da qualche parte devono essere recuperati, diversamente andranno semplicemente ad erodere il possibile utile della società, dell'azienda, che sinceramente, visti i margini che oggi abbiamo e che il sistema paese ci consente, non credo siano ammortizzabili semplicemente dall'impresa. Pertanto andranno necessariamente spalmati mano a mano sullo sviluppo, sul budget, diciamo così, dell'azienda. Cioè potrebbe essere necessario rivedere quelli che sono anche i prezzi di una camera rispetto, lei diceva faccio fatica adesso a dare una stima di quelli che sono gli aumenti, significa che da qui a un mese, 2 mesi potrebbero esserci aumenti considerevoli, e quindi da qui a 1-2 mesi potrebbe essere necessario rivedere quello che è il prezzo che in questo momento voi proponete al cliente. Allora, oggi parliamo sempre più di prezzi dinamici a prescindere, no? Quindi oggi è il mercato un po' che fa il prezzo, un po' sulla scorta di quello che succede per i voli aerei, ormai anche le camere d'albergo, il listino fisso, diciamo, non esiste quasi più, se non in rarissimi casi. È evidente che il prezzo sarà dinamico, ovviamente tenendo conto di quelli che sono gli andamenti di mercato, e in questo caso dovranno tener conto anche di quelli che sono gli andamenti dei costi, dell'aumento dei costi. Quindi diciamo che i prezzi fluttuano costantemente, e pertanto non ci troveremo a vedere un aumento oggi per domani dei listini degli alberghi, perché abbiamo analizzato che l'aumento dell'energia è del 10%, del 20%. I prezzi cambiano e mutano quotidianamente. Certamente dovranno tener conto anche di questi aumenti, perché come dicevo prima è evidente che incideranno, impatteranno sul costo camera. Questo non voglio che si tramuti in un messaggio allarmante, non ci troveremo ad avere le camere che costeranno il 30-50% in più rispetto all'anno prima, perché poi questo non succederà, e mi sento di tranquillizzare insomma tutti i nostri ospiti che ci ascoltano. Però è evidente che da qualche parte, come succede in una casa, succederà anche in un'azienda, quei costi da qualche parte devono saltare fuori. E al momento gli aiuti che stiamo vedendo, il sostegno che stiamo vedendo, lo reputo insufficiente. Poi se questo è il massimo che si può fare, prendo atto, ma è evidente che anche qui sulla situazione energetica probabilmente a livello nazionale dovremmo aver fatto già a suo tempo altre scelte che, come sempre, quando poi non vengono fatte a un certo punto presentano il conto.
Presidente, l'ultimissima domanda riguarda la disponibilità delle strutture alberghiere venete, e il Presidente Zaia aveva parlato proprio di quelle lungo il litorale, lungo le nostre spiagge, prima dell'avvio della stagione estiva, naturalmente, che siano messe a disposizione per accogliere i rifugiati ucraini, quelli che non hanno trovato al momento una collocazione presso magari familiari o amici. Come sta andando? Che risposta c'è stata? Ma allora mi lasci dire che su questo tema c'è una grande confusione innanzitutto e anche qua, come spesso succede durante le emergenze, durante le problematiche, emergono le difficoltà, le criticità o i difetti del sistema e della gestione delle problematiche. Ora in questo momento a livello veneto è stato dato in mano alle prefetture la gestione della situazione ospitalità profughi, rifugiati. Situazione che quindi va in mano alle prefetture, che al raggiungimento dell'80% dell'occupazione dei centri d'accoglienza attiveranno una convenzione che come sistema federale alberghi regionale, quindi firmato dal presidente Massimiliano Schiavone e insieme al governatore Zaia e il sistema intero, insomma, hanno trovato una formula di collaborazione, di partnership, per il quale rendere disponibile delle camere. Noi abbiamo fatto una ricognizione di massima ancora un mese e mezzo fa, un mesetto fa, dove abbiamo raccolto delle disponibilità di massima sulla costa, ma su tutta la regione Veneto e come sempre devo dire la generosità è stata ampia, come è successo in epoca Covid per il Covid Hospital, per l'ospitalità degli infermieri. Insomma, le strutture alberghiere, come detto tempo fa, non hanno bisogno di essere requisite da qualche prefetto per poter essere disponibili, lo fanno sempre con cuore e con disponibilità. Va detto però che cosa sta succedendo oggi. Ci sono delle persone dislocate in strutture alberghiere, strutture che sono gestite a volte dalle amministrazioni comunali, a volte dalla singola questura, che sfuggono un po' al controllo di chi dovrebbe averlo in questo momento, che forse è appunto la prefettura. Noi non più tardi dell'altro giorno ci siamo trovati a discuterne in comune, dove era evidente che non c'era stato un gran coordinamento, diciamo così, tra soggetti per gestire questa situazione. Quindi la disponibilità delle camere ovviamente non l'abbiamo data. È evidente che con l'arrivo della stagione non si può pensare che le camere che ci sono oggi restino a disposizione per tutta l'estate, per cui è chiaro che in questo momento, proprio perché le disponibilità sono messe a sistema a livello regionale, devono essere utilizzate in maniera funzionale al tempo necessario per ospitare queste persone, perché se oggi noi prendiamo una camera della struttura alberghiera, certamente fino al 31 maggio in qualche modo sulla costa riusciremo a garantirla. Plausibilmente direi che da giugno in poi quella camera dovrà tornare a disposizione del mercato, e non è che possiamo lasciare queste persone, queste mamme con bambini in mezzo a una strada. Quindi quello che è più un monito che faccio in realtà che una considerazione è che migliori molto la gestione della situazione, che ci sia molto più coordinamento, cosa che in questo momento non respiro, devo dire la verità. Per quanto riguarda la disponibilità, ripeto, le strutture alberghiere si sono sempre disponibili quando c'è stata la necessità. Certo, veniamo fuori anche noi da due anni difficili di pandemia e di Covid, e le aziende hanno bisogno di ossigeno ancora, perché nel frattempo stanno ripartendo anche i piani di ammortamento dei mutui, dei finanziamenti, quindi le aziende devono tornare ai regimi ante-Covid, altrimenti sarà difficile prospettare il futuro di queste attività. Non possiamo pensare che le camere oggi, che possono avere un valore stimabile su 20, 30, 40 mila euro a camera, adesso cifre medie di quelle che possono essere i ricavi di una camera sulla costa veneta, possono essere date così tranquillamente, con serenità, come fosse una cosa scontata. Per cui vengano messe a sistema tutte le disponibilità della Regione Veneto e le ospitate vengano gestite in funzione anche di quelle che sono le necessità delle imprese, che, ripeto, certamente saranno disponibili. Chiarissimo, grazie davvero al Presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, Alberto Maschio. Grazie Presidente, torneremo ad aggiornarci tra un po' per vedere come sta andando l'avvio di stagione. Grazie e buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Grazie al Presidente Maschio, con l'ultima considerazione proprio legata alla disponibilità delle strutture alberghiere per accogliere i profughi ucraini. Probabilmente però, lo ha detto il Presidente, manca una organizzazione precisa per questa accoglienza. Noi ci fermiamo ancora per la pubblicità, quando torniamo in diretta tanta cronaca, tanti aggiornamenti di cronaca per voi. A tra poco. Rieccoci in diretta, ultima parte dedicata alla cronaca. Andiamo nel Trevigiano, a Mogliano, perché tornano gli assalti in villa, questa volta nel mirino dei ladri o di un ladro. Le indagini sono in corso, è finita l'abitazione di un imprenditore del settore ittico, abitazione razziata, bottino 40.000 euro.
Mogliano Veneto ancora una volta nel mirino dei ladri. È un colpo grosso dal bottino ingente, quello messo a segno venerdì pomeriggio nell'abitazione dell'imprenditore ittico Eros Migliorini in via Gorizia, nel centro di Mogliano. Chi è riuscito a entrare in casa approfittando dell'assenza dei proprietari ha messo le mani su monili in oro, gioielli e soprattutto orologi Rolex per un valore complessivo intorno ai 40.000 euro. I malviventi hanno prima scavalcato la recinzione sul retro, quindi si sono intrufolati in casa attraverso la finestra di un bagno lasciata parzialmente aperta. A metterli in fuga è stato l'arrivo della figlia 14enne di Migliorini, rientrata per recuperare il portafoglio lasciato sul tavolo della cucina. I ladri a quel punto si sono lanciati dalla finestra della camera da letto utilizzando la tenda a parasole per attutire la caduta. Migliorini è noto per avere una pescheria all'ingrosso a Rialto, a Venezia, e la pescheria gastronomia Senza Scampo a Mogliano in via Favretti. Del caso si stanno occupando i carabinieri. La serie di colpi lungo il terraglio dunque continua. 4 mesi fa era stata la villa dell'imprenditore petrolifero Giancarlo Miotto a venire assaltata da una banda armata che si era portata via denaro e preziosi per 1 milione di euro. E allora torniamo a Mogliano, dove per noi ci sono la nostra Nicoletta Rizzetto e Daniela Sizzia per capire che aggiornamenti ci sono anche sul fronte delle indagini. Ma Daniela, la vedo con un ospite, probabilmente proprio con il proprietario dell'abitazione razziata dai ladri. Buongiorno Daniela. Buongiorno Francesca, buongiorno anche ai telespettatori. Ci troviamo in via Gorizia ed è qua che venerdì c'è stato il colpo. Uno, forse o 2 ladri, non si sa ancora, hanno messo a segno un furto e sono in compagnia del proprietario. Il problema vero, poi magari ripartiamo con la dinamica, ma il problema vero è che... La pena che purtroppo quando queste persone qui che commettono dei reati a delinquere, quando vengono presi purtroppo non vengono incarcerati, vengono dati 1 mese, 2 mesi, 3 mesi. E non ci si può neanche difendere, non dice. Si può difendere, perché se io trovo un ladro in casa, io ho dei figli piccoli, metti caso che me lo trovo davanti, come reagisco? Devo proteggere la mia famiglia, sì, però se io reagisco devo prima essere colpito e poi devo reagire e vado a finire in carcere. È sbagliato. È sbagliato perché purtroppo succede anche, è successo anche qui a Mogliano di quel ragazzo che ha coltellato una ragazza che stava correndo per portarli via chissà cosa, poteva ucciderla, gli ha dato 5 anni, poi gli fanno la condizionale e dopo 2 anni viene fuori. Certo. Cioè, è assurdo. Ecco, i ladri sono entrati da dietro, il ladro, perché sembra uno comunque, è entrato da dietro, è andato, si è barricato letteralmente nella camera da letto del signor Eros e ha rubato tutto quello che poteva. Poi è entrata la figlia perché si era dimenticata una cosa in casa, è entrata la ragazza, lui aveva chiuso la porta a chiave ed è scappato dalla finestra, dal terrazzo, cadendo su una veranda che ha distrutto. E la famiglia, io sono qui con la moglie, la famiglia è preoccupata perché la figlia anche, insomma, i vostri figli hanno paura adesso? Sì, mia figlia ha tanta paura come tutti gli altri ragazzi, come tutti noi, perché non è possibile che una persona, non puoi dormire tranquilla con una persona che ti entra in casa così veloce e dopo non sai la reazione. Per fortuna che mia figlia non ha visto questa persona in faccia, perché c'era anche la forbice, una forbice grande appoggiata sulla camera da letto lì, se lei vedeva cosa accadeva. Ecco, una forbice che probabilmente aveva messo il ladro. Da qualche parte magari era appoggiata sulle scale, sulla muretta delle scale, l'ha presa magari per difendersi in caso che qualcuno lo vedesse, no? Lui si è spaventato quando ha visto ho sentito il rumore per le scale e dopo si è buttato giù del terrazzo, facendosi scivolare della tenda, e di là dopo è scappato non so se avete visto dietro che c'era questo buco sull'altra villa, cavalcando il cancello. Ecco, adesso ci sono le indagini dei carabinieri e si stanno cercando ovviamente i filmati per cercare di individuare questa persona che era vestita da alcuni vicini che lo hanno visto scavalcare con una giacca nera, una felpa scura, sembra un giovane e adesso i carabinieri stanno acquisendo le immagini per cercare di identificarlo. Adesso c'è paura, che cosa farà? Potenzierà qualcosa, le luci? Sì, paura no, perché non si può vivere con la paura, sinceramente. Si cercherà di porre rimedio sperando che
che non succeda più. Però a questo punto qua hanno portato via tutto, per cui si può lasciare anche la porta aperta. Un bottino, lo ricordiamo purtroppo, di 40.000 euro, hanno portato via orologi di valore e anche gioielli. Se non ci sono domande dallo studio, la linea a te, Francesca. Grazie a Daniela Sizzia, grazie a Nicoletta Rizzetto per il supporto tecnico, e la cronaca continua e ci porta nel Padovano perché i carabinieri stanno indagando su un episodio avvenuto ad Este dove un 17enne sarebbe stato aggredito, accoltellato da un coetaneo. Episodio di violenza a Este dei contorni ancora da chiarire con le indagini dei carabinieri in corso. Una violenza avvenuta all'interno di un bar del centro storico dove un 17enne sarebbe stato colpito e ferito al fianco con un coltello. Da una prima ricostruzione che i carabinieri stanno verificando, il giovane, che era in compagnia di amici, si è recato nel bagno del locale ed è stato seguito da un coetaneo di origini marocchine che avrebbe cercato di sottrargli il portafoglio. Ne è nata una colluttazione e sarebbe spuntato il coltello. L'intervento degli altri ragazzi avrebbe evitato il peggio, mentre l'aggressore sarebbe riuscito a fuggire, inseguito dalla vittima e da altri amici. Un inseguimento interrotto però dalla necessità di soccorrere il ferito. I carabinieri stanno indagando, raccogliendo testimonianze e forse visionando anche le telecamere della zona per dare un nome e un volto all'aggressore. Ieri pomeriggio un uomo è stato picchiato da 4 persone davanti alla piscina di Mestre. Indaga sull'episodio la polizia. Attimi di paura ieri pomeriggio a Mestre poco dopo le 17 davanti alla piscina in via Circonvallazione. Un 52enne mestrino sarebbe stato picchiato da un gruppetto di persone scese, secondo le testimonianze, da una macchina. Ambulanza e polizia sono giunte poco dopo sul posto, chiamate da alcuni passanti. Sembra che tutto sia iniziato quando l'uomo ha fatto cenno alla macchina in transito di rallentare. A quel punto gli occupanti del veicolo non avrebbero gradito il rimprovero, fermandosi e scendendo in 4 verso il 52enne. L'avrebbero accerchiato e picchiato davanti a tutti senza remore. Poi sono risaliti a bordo allontanandosi. La vittima è stata poi soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportato all'ospedale per sottoporlo alle cure del caso. Dai primi accertamenti sembra comunque che non abbia riportato gravi conseguenze. Sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili. Ricostruita la dinamica dell'incendio in un'abitazione a Ponte San Nicolò in provincia di Padova dove ha perso la vita una mamma di 35 anni. La donna avrebbe appiccato le fiamme ai vestiti del compagno dopo una lite con lui. Voleva fare un dispetto al compagno che poche ore prima l'aveva rimproverata perché l'aveva vista bere al mattino, così ha pensato di bruciargli i vestiti. Quel rogo però le è stato fatale. I carabinieri di Piove di Sacco hanno ricostruito le ultime ore di vita della mamma 35enne di Ponte San Nicolò, morta venerdì pomeriggio nell'incendio che lei stessa ha appiccato nella sua abitazione. La donna infatti, in preda all'agitazione, forse anche dopo aver fatto uso di qualche sostanza, ha dato fuoco ai vestiti del compagno riposti in alcune scatole di plastica sopra il letto matrimoniale. Prima aveva contattato l'assistente sociale per raccontarle del litigio e poi aveva cercato di chiamare anche il convivente, a cui poi avrebbe pure mandato una foto via WhatsApp dei vestiti in fiamme. L'incendio però in pochi minuti ha preso il sopravvento. I fumi e forse l'alcol e le sostanze assunte hanno rallentato i movimenti della donna, che è svenuta prima di mettersi in salvo. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia e l'esame tossicologico che dovrebbe tenersi in settimana. Il compagno e l'assistente sociale sono già stati sentiti dai carabinieri. I vicini di casa hanno confermato il litigio della coppia al mattino. Le urla sono state sentite da diversi condomini. La 35enne pare che da tempo soffrisse di depressione. Aveva 2 figli dal precedente marito, che al momento della tragedia non erano in casa con lei ma dal papà. Restiamo nel Padovano con un 54enne di Piazzola sul Brenta ferito durante un'escursione sul Monte Grappa. Un 54enne di Piazzola sul Brenta è rimasto ferito mentre percorreva una mulattiera sul Monte Grappa. L'uomo, che era da solo, è scivolato sul terreno bagnato, riportando un trauma alla caviglia sulla strada Cadorna. Il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa ha inviato 5 soccorritori che si sono uniti a quelli del SUEM 118 di Crespano. Raggiunto il 54enne, l'hanno messo nella barella con una probabile frattura alla gamba e trasportato a spalla fino all'ambulanza, che ha poi raggiunto l'ospedale di Bassano.
Veniamo adesso alla questione economica, la crisi economica con il caro bollette, caro carburanti, con gli sconti sulla benzina che scadranno con il mese di aprile. Siamo pronti ad intervenire di nuovo e l'impegno del ministro veneto Federico D'Incà che tona anche sulla questione politica della settimana, ovvero il riarmo e le spese per la difesa. Chiaramente verificheremo sul DEF la situazione economica del nostro Paese e se serve interverremo ancora, perché almeno per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle al centro in questo momento vi sono le persone, i cittadini, le famiglie, le nostre aziende con il costo dell'energia e delle bollette che rischia di mandare in tilt la nostra vita. È un impegno politico e istituzionale preciso sul tema del caro bolletta, quello che arriva dal ministro veneto Federico D'Incà nelle ore in cui dalle aziende del territorio è arrivato l'ennesimo SOS. Prima l'appello di Assindustria Veneto Centro con il presidente Leopoldo Destro che ha chiesto di fare di più. In guerra servono risposte di guerra su gas e materie prime, le sue parole, poi lo studio sul rischio usura anche per le famiglie trevigiane della CGA di Mestre. Le problematiche sociali durante la pandemia, durante una guerra, durante una crisi internazionale energetica si fanno sentire chiaramente tra le famiglie che hanno più bisogno e quindi l'attenzione massima. La priorità va all'economia quindi più che al riarmo, tema che nell'ultima settimana ha creato forti fibrillazioni nel governo. Lo stesso ministro ribadisce la linea sua e del Movimento 5 Stelle. Abbiamo chiesto che vi sia una gradualità nell'arrivo al 2% e soprattutto che vi sia finalmente un esercito europeo con questa bussola strategica che di fatto diventa il cuore pulsante dell'esercito e che metta insieme le tante risorse che l'Europa mette sugli armamenti. Ma difesa a parte, i temi su cui accelerare sono diversi. D'Incà li passa in rassegna. In questo momento in Parlamento vi sono 4 riforme fondamentali: la riforma del fisco, la riforma degli appalti, la riforma della concorrenza e la riforma del CSM. Sono mesi importanti per il nostro Paese per raggiungere gli obiettivi che sono 101 del PNRR, che per noi rappresentano da qui al 2026 235 miliardi di investimenti. Voltiamo pagina. Onorare la memoria è un valore fondamentale per Marano Vicentino, che ha inaugurato 2 monumenti ai suoi caduti. Marano Vicentino ha voluto onorare la memoria dei suoi caduti inaugurando ufficialmente 2 monumenti installati presso il cimitero comunale. Una cerimonia solenne con una grande partecipazione di cittadini ed associazioni combattentistiche. Sono stati scoperti 2 cippi sormontati da lastre di metallo lavorate artisticamente, una dedicata alla memoria dei ragazzi del 99, l'altra ai martiri della Resistenza. In un momento in cui la guerra infuria in Ucraina, il sindaco Marco Guzzonato ha voluto sottolineare la memoria, che è un valore fondamentale che la nostra comunità intende proteggere e testimoniare soprattutto alla popolazione giovane. Il sindaco ha deposto poi una corona d'alloro sotto le ali della colomba, simbolo di pace. Volontari al lavoro nel fine settimana per ripulire i fiumi dalla plastica e da altri rifiuti. Con aiuto di pescatori ci siamo prodigati alla pulizia dei fiumi e delle sponde, quindi del Bacchiglione e del Retrone, con particolare intervento molto impegnativo nella Ponte Pustera dove ci sono le pale di mulino. Lì l'attività è stata veramente molto faticosa. Per fortuna con l'intervento di pescatori che si muovono nell'acqua con i loro barchini chiamati bellibotte sono riusciti a intervenire in quella parte del fiume. La drammatica situazione dei fiumi a causa della siccità sta accentuando la concentrazione degli inquinanti, in particolare della plastica che si sta accumulando nei filtri e nelle strettoie dei corsi d'acqua. Una 50ina di volontari sta continuando il lavoro anche oltre le giornate ecologiche dedicate, consapevoli del danno fatto dai rifiuti abbandonati. Bottiglie e sacchetti inquinano anche i corsi d'acqua dei parchi storici, come i Giardini Salvi, dove il Comune attende i fondi del PNRR per una riqualificazione che interessa anche il corso d'acqua della Seriola. I volontari si sono dedicati alla raccolta anche sulle rive della periferia. Continua la pulizia dei fiumi di Vicenza, siamo sull'Astichello all'altezza dell'ospedale. Gli altri volontari invece si sono prodigati a ripulire le sponde fino andando giù a Borgo Berga e quindi tutto l'isolotto di quella frazione della città e poi giù ancora per il fiume Bacchiglione fino alla località di Campedello, ripulendo le sponde da una tantissima quantità di rifiuti. Infatti abbiamo riempito tantissimi sacconi e arrivare a un peso stimato di 350 kg. Questo per dire che purtroppo molti rifiuti abbandonati poi vanno giù nei fiumi e seguono il percorso del fiume e poi vanno giù direttamente nel mare. Dobbiamo renderci conto che il danno
di rifiuto abbandonato nell'ambiente è gravissimo anche quando incontra l'acqua dei nostri fiumi. Per una Vicenza più pulita! Prima di salutarvi vi ricordo il sondaggio che vi ho presentato in apertura di diretta. Vi chiediamo di rispondere a questo quesito: spegnere il gas per affamare Putin. Il numero per, se volete rispondere sì, è lo 0422 16 26 691. Se la vostra risposta è no, il numero è lo 0422 16 26 690. L'esito questa sera nel corso di Ring, appuntamento che torna come ogni lunedì puntuale dalle 21:15 in diretta su Antenna 3. Ospiti Matteo Favero del Partito Democratico, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Roberto Ciambetti della Lega e Nicola Altalmi della CGIL. Appuntamento dunque dalle 21:15 su Antenna 3 con Ring. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.